Eccoci qua, allora buongiorno. Buongiorno all'assessora Chiara Gallani del Comune di Padova. Chiara, non ti sentiamo. Adesso ti do la parola, quindi per fare i saluti di benvenuto a questo workshop di oggi. Buongiorno, buongiorno a tutti, ben ritrovati al workshop sull'adattamento delle città ai cambiamenti climatici. Mi viene un po' da dire come immaginare delle differenti. Sapete bene qual è il ruolo di Padova all'interno di questo progetto che tanto ci ha dato. Infatti mi piacerebbe con voi adesso brevemente ripercorrere quali sono state le tappe che ci hanno portato a questo risultato e quindi è veramente un piacere aprire questa sessione. Il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici è ormai riconosciuto come sfida cruciale per le città. Basti ricordare come le città sono l'1-2% delle terre emerse, secondo alcuni studi anche meno, ma totalmente energivore. Richiedono l'80% delle energie per vivere e sopravvivere e anche sono causa del 75% di emissioni della CO2. E su questi agglomerati, sul cambiamento totale degli ultimi 50 anni che c'è stato, quindi da una popolazione periurbana e in zone agricole alla concentrazione sulla città, si è trasformata, si è evidenziata qual è la sfida, quindi adattare le città ai cambiamenti climatici che hanno anche determinato in quello che ormai è noto come l'antropocene, l'era in cui ci troviamo. Quindi con azioni che sia riducano la produzione di emissioni climalteranti, sia attraverso misure che rendano invece i sistemi urbani più resilienti, ovvero si adattino a quelli che sono i cambiamenti climatici già in atto. E per ricordare brevemente, come vi dicevo prima, un po' con orgoglio, da dove è partito il Comune qualche anno fa e dove è arrivato grazie a Veneto Adapt, vorrei ricordare come siamo passati dal PAES al PAESC e quella C finale fa la differenza. E nel 2011 appunto il Comune di Padova ha dato avvio alla redazione del piano d'azione per l'energia sostenibile, individuando le azioni di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi piano d'azione energia sostenibile. E arrivando poi, quindi anche con un certo anticipo rispetto ad altre città, ad individuare le linee guida di una città resiliente, quindi già passando a quella fase di adattamento, grazie alla collaborazione con lo IOVA che fa parte anche di questo consesso. E poi nel 2017 prende avvio il progetto europeo Veneto Adapt, che ha un punto di forza, a mio parere, il fatto di mettere assieme territori di tipo diverso e trovare per tutti questi territori, con le caratteristiche specifiche di questi, delle strategie e un'operatività per far fronte ai cambiamenti climatici e favorire l'adattamento delle città. Si tratta quindi di una modalità efficiente per arrivare a risultati specifici. In questo l'obiettivo che si era dato la città di Padova, uno degli obiettivi finali all'interno di Veneto Adapt, era la redazione del PAESC, quindi il piano d'azione per l'energia sostenibile e per il clima. E a questo appunto siamo arrivati. Cos'è? È lo strumento programmatico che delinea la strategia di sostenibilità del Comune con orizzonte al 2030. Peraltro un piano che ha avuto anche la capacità di adattarsi alle normative e alle asticelle che venivano alzate a mano fino al dicembre scorso e quindi puntando al risultato al 2030 della riduzione del 55% dei gas climalteranti. È importante dirlo questo perché il lavoro del PAES, un lavoro importante, enorme, che si sviluppa in un compendio di più di 400 pagine, è un lavoro che è durato 2 anni. Nonostante questo ha avuto anche la capacità di sapersi adattare, quindi pure il PAES si deve adattare alle richieste della nostra terra e quindi anche alzando la propria asticella. Un altro punto particolarmente rilevante è stato come si è arrivati alla redazione del PAESC, non certo da soli, oltre che all'interno del percorso di Veneto Adapt,
con il coinvolgimento di soggetti pubblici e privati. Per pubblici intendo tutti gli enti del territorio, per privati intendo sia cittadini che associazioni che stakeholders, imprese, ordini professionali, quindi un coinvolgimento totale del territorio, perché a quegli obiettivi, a quei numeri si arriva assieme. Ecco che arriviamo quindi al giugno 2021, pochi mesi fa il PAESC è stato approvato dal Consiglio Comunale. Farò una mia piccola notazione politica. Per arrivare all'approvazione in Consiglio Comunale ovviamente prima si è passati per la commissione consigliare, non solo, anche dei vertici di maggioranza in cui ci siamo confrontati, oltre a tutto il percorso partecipato che vi ho detto. Ecco, quello che è stato raccolto, quello che posso dirvi che è stato raccolto, è stato veramente un orgoglio da parte di questa amministrazione per l'approfondimento e il valore di questo documento. Un valore riconosciuto dal Consiglio Comunale e un valore che darà modo anche di implementarlo, perché solo conoscendo gli strumenti che si hanno a disposizione e potendoli apprezzare poi potranno essere messi sul campo. Inoltre, ovviamente, tutto questo si inserisce in una strategia più ampia al 2050 verso la neutralità climatica, non dimenticando che il Consiglio Comunale di Padova ha anche votato 3 anni fa lo stato di emergenza climatica. Come funziona la strategia di adattamento all'interno del PAESC in poche parole? Funziona con previsione di norme e incentivi per incrementare gli investimenti privati, per interventi quindi di efficienza energetica. Abbiamo poi la partita sulla riduzione del rischio idraulico. A questo si aggiunge un punto molto importante proprio del progetto Veneto Adapt, quindi revisione e rafforzamento del piano comunale di protezione civile, strutturando le misure di emergenza in relazione ai nuovi rischi climatici, e sappiamo come anche la protezione civile sia cambiata nella sua organizzazione negli ultimi anni, quindi quanto importante sia compendiare e formare in questo senso. Un grande classico, direi, ovvero quello che è al centro del dibattito quotidiano anche oggi su tutti i giornali, quindi la forestazione urbana, incrementando il numero di alberi piantumati nelle aree verdi e anche a creazione di nuove aree verdi che entrino nella città anche stradali a far veramente fronte al problema ormai enorme per città come Padova, che è quello dell'effetto dell'isola di calore urbano. Su questo, peraltro, il PAESC dà una linea particolarmente rilevante nel poter intercettare tutti quei fondi che si stanno sviluppando a vari livelli, penso all'ultimo ministeriale, e quindi, come dire, chi sta partecipando a questo percorso di Veneto Adapt ha gli strumenti anche per poter intercettare una serie di fondi e fare progettazione già radicata nella pianificazione urbana della città e quindi ancora più forte nel poter essere presentata. Un altro fattore molto importante di operatività è il gruppo di lavoro intersettoriale, ce lo diciamo sempre, è necessario lavorare assieme e non più per comparti stagni, non è un lavoro semplice, ma è quello che si propone, che ha già messo in campo il PAESC fin dall'inizio. Quindi fin dal primo incontro che è stato fatto, subito sono stati coinvolti tutti i settori in modo che si vada avanti assieme e non si rischi di vanificare l'attività che viene fatta, appunto, del valore di questo documento, come dicevo prima. E infine, importante quanto il resto, il monitoraggio. Il monitoraggio fa parte della modalità di lavoro, e di questo ringrazio, da anni del settore ambiente del Comune di Padova, e fa parte della modalità di lavoro di questo progetto. Non è scontato. A partire da questo è già stato messo in campo un progetto pilota, quello del Parco del Basso Isonzo. C'è stata anche l'opportunità sabato scorso di andare sul campo a vedere cosa si sta facendo, e quindi una serie di soluzioni verdi in un lotto della città di Padova che ha una forte vocazione agricola e su cui sia concretamente che simbolicamente i cittadini e gli stakeholders, le aziende agricole della zona sono
da anni coinvolti e finalmente si vede anche l'attività politica e pubblica, oltre a quella che è sempre stata messa in campo in questi anni dai privati. E quindi veramente una raccolta, una chiamata raccolta di pubblico e di privato assieme per arrivare a quelli che sono gli obiettivi ormai non più procrastinabili. Grazie. Allora, grazie alla nostra assessora all'ambiente Chiara Gallani per averci illustrato un pochettino come abbiamo declinato, no, questo progetto Veneto Adapt nel nostro comune, il comune di Padova, e grazie anche, quindi colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che si sono iscritti e stanno seguendo questo workshop, che è il primo di un trittico, vede oggi appunto l'inizio, ma poi proseguirà il 14 ottobre e il 28 ottobre con i prossimi 2 appuntamenti. Io condivido, il mio compito è un po' quello di traghettarvi nel corso di questo evento, che si svolgerà principalmente in 2 grandi blocchi, e quindi avremo un blocco iniziale in cui avremo un pochettino, diciamo, le presentazioni più di inquadramento dell'argomento, e poi il secondo blocco dove andremo invece a sviluppare alcuni dei principali risultati che sono stati raggiunti da alcuni progetti live e non. Condivido molto velocemente un paio di slide giusto per darvi una sorta di inquadramento di quello che sarà oggi, ma anche per darvi un pochettino qualche stimolo per i prossimi 2 appuntamenti. Quindi concedetemi solo un secondo per condividere. Eccoci qua. Ok. Dunque, il tema, ovviamente, il filo rosso che collega un po' tutti gli eventi è il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici. Come il nostro progetto Veneto Adapt, che qui vedete rappresentato nei 3 loghi, ha cercato un po' di declinarlo nelle nostre città. Questo metodo Veneto Adapt però non vuole essere chiuso solo alle nostre città, ma vuole diventare un pochettino un esempio anche per le altre, perché abbiamo sviluppato una metodologia e una serie di strumenti che possono essere adottati dalle altre città italiane, ma anche fuori dall'Italia. Ovviamente l'adattamento è un tema multilivello, e pochettino abbiamo deciso di appunto invitare Claudio Guerrini di Sinea e Davide Casanmagnago del Covenant of Major Office, quindi del patto dei sindaci, per dare un po' evidenza, no, di questa natura multiscalare dell'adattamento. Quindi avremo una presentazione di Claudio Guerrini sulla nuova strategia europea di adattamento ai cambiamenti climatici, quindi un pochettino gli indirizzi che arrivano dall'alto, no, con una strategia diciamo un po' più top down. Abbiamo la presentazione appunto di Davide Cassamagnago sull'evoluzione del patto dei sindaci, quindi questo grande movimento di città che dal basso hanno deciso in modo volontario di aderire alla campagna dell'adattamento e di quindi mettere in campo delle misure concrete sul territorio. E avremo poi ovviamente una presentazione introduttiva di Daniele Luise, che è il project manager appunto del progetto Veneto Adapt, che vi farà un po' capire quali erano gli obiettivi del progetto e quali sono stati i risultati, perché ormai questo progetto è giunto al suo termine. Questo è un pochettino il trittico di appuntamenti che illustravo all'inizio, quindi oggi ci focalizzeremo su alcuni progetti LIFE ma anche Interreg, ne avremo un buon numero e verranno diciamo, moderati dall'abile regia di Mattia Bertin dell'Università UAV di Venezia. Ve li elenco molto velocemente, ma poi vedrete che avremo modo di svilupparli uno per uno, di capire veramente quali sono stati i risultati principali che hanno ottenuto. Quindi abbiamo oggi Master Adapt, Urban Proof, City Adapt Free, Intensify, Epicuro, Adria Clim e Adria Adapt. Abbiamo deciso di adottare un approccio un po' diverso rispetto a quello tradizionale, quindi invece di avere delle presentazioni frontali, parlo ovviamente di questa seconda parte della mattinata, adotteremo un pochettino un metodo più interattivo, quindi un po' più americano se vogliamo, quello del talk, quindi avremo delle domande e una sorta di dibattito, quindi con tutti questi progetti invitati. Lo stesso approccio verrà poi replicato, come vi dicevo, il 14 ottobre e il 28 ottobre, qui c'è un errore della mia slide, e cercheremo un po' di declinare quindi un po' tutti gli argomenti che toccano l'adattamento. Quindi oggi siamo a un livello un po' più alto, quindi parliamo di strumenti e metodi a supporto delle decisioni. Il 14 ottobre entreremo un po' più nel merito delle azioni e delle opportunità di intervento per l'adattamento delle città. Il 28 ottobre, quindi a Ecomondo, che sarà in presenza ovviamente, quindi la fiera Ecomondo, parleremo invece del monitoraggio delle azioni di adattamento, che è un tema ovviamente molto complesso,
perché a differenza insomma della mitigazione su cui abbiamo imparato a lavorare molto negli ultimi anni ed è molto quantitativa anche, quindi probabilmente un po' più facile come approccio, il monitoraggio delle azioni di adattamento, quindi di valutazione degli impatti degli eventi estremi sulle nostre città, è più complesso e quindi avremo modo di capire come questi progetti l'hanno affrontato e l'hanno declinato. Io qui ovviamente chiudo la mia introduzione e do con piacere la parola a Daniela Luise, che ci parlerà quindi del progetto Veneto Adapt e parlerà degli obiettivi e anche dei risultati raggiunti. Quindi a te la parola, Daniela. Sì, buongiorno a tutti. È un piacere finalmente riuscire ad avere un confronto in generale sul nostro progetto e riuscire a presentare il progetto. In realtà avevamo questo programma, doveva venire dal vivo, diciamo, in presenza. Ovviamente, causa pandemia, siamo stati costretti a rinviare la cosa. Comunque il progetto Veneto Adapt si può passare alla seconda slide, grazie. Il progetto Veneto Adapt è un progetto LIFE che abbiamo pensato insieme ai partner di calare su una realtà territoriale ben precisa, aggregando alcune città medie e una unione di comuni più piccoli e una città metropolitana per andare a agire nel proprio territorio. Finora molti progetti lavoravano in aree o più ampie e non omogenee. Noi appunto abbiamo, oltre a essere insomma facenti parte di questo territorio, abbiamo deciso proprio di lavorare per capire come portare avanti e applicare l'adattamento in una regione omogenea, in un territorio omogeneo. E su questo insomma il progetto si è concentrato. Il progetto finirà a dicembre, quindi siamo in fase diciamo conclusiva e possiamo in effetti cominciare a portare quelli che sono in parte anche i risultati. Se va all'altra slide, diciamo quali sono gli obiettivi. Fondamentalmente appunto arrivare ad applicare, a trovare una metodologia per portare fattivamente l'adattamento ai cambiamenti climatici nei nostri territori. E come l'abbiamo fatto? L'abbiamo fatto con un metodo comune, analizzando sia gli aspetti tecnici che quelli di confronto con il territorio. Siamo partiti da una mappatura degli stakeholder coinvolti localmente nei temi della mitigazione e dell'adattamento. Abbiamo anche lavorato infatti anche sulla mitigazione e uno degli obiettivi era anche quello di riuscire a redigere i PAESC delle città pilota. È stato molto importante perché ci ha permesso di capire le relazioni e le competenze come sono suddivise nei vari territori e come si riesce a interagire tra questi. L'altro aspetto fondamentale è conoscere il territorio e quindi capire, analizzare ed approfondire gli impatti dei cambiamenti climatici e quindi conoscere puntualmente le vulnerabilità dei territori. Ovviamente un grosso lavoro è stato fatto sulla redazione dei PAESC, perché su questi abbiamo investito moltissimo, in quanto avevamo la necessità anche di riuscire a raggiungere degli obiettivi importanti. Abbiamo tutti cercato di superare quello che il patto dei sindaci ci dà come obiettivo di ridurre il 40% entro il 2030 le emissioni di CO2. E l'altro aspetto era come riuscire ad introdurre delle azioni di adattamento che fossero condivise, che agissero su area più vasta e che
riuscissero a dare anche un metodo di confronto. Ovviamente è importantissimo, lo diceva anche l'assessora Chiara Gallani, il monitoraggio, cioè per capire esattamente se gli interventi che porteremo avanti nel territorio hanno un reale risultato rispetto agli obiettivi che ci siamo dati, e capire anche eventualmente come modificare gli obiettivi che ci siamo dati nel tempo. Siamo in fase di redazione delle linee guida regionali, perché il nostro intento è anche quello di avere un confronto con la regione e con gli enti regionali, anche se in parte è già iniziato questo confronto, proprio per facilitare il percorso delle altre città, ma stiamo anche lavorando a livello nazionale, perché pensiamo che quello che noi abbiamo portato avanti possa essere utile a molte altre città. Ovviamente anche delle azioni pilota. Il progetto ha previsto che ogni territorio avesse delle azioni pilota da realizzare, in modo già da dimostrare in parte come è possibile lavorare. Ed infine, ovviamente, ma l'ho già detto, insomma, quello di facilitare l'adozione del metodo Veneto Adapt in altre città e regioni. Siamo partiti ovviamente, come dicevo, dalla mappatura degli stakeholder, e con la successiva slide vi faccio vedere appunto quali sono le categorie di stakeholder con cui abbiamo lavorato, e come dicevo prima abbiamo fatto dei focus soprattutto per capire quali sono gli stakeholder coinvolti nella governance del rischio idraulico nelle varie città. Fondamentalmente nelle nostre città abbiamo un fortissimo problema appunto di gestione dell'assetto idrogeologico e problemi legati dalle ondate di calore e dalle isole di calore. Lavorare con gli stakeholder e capire le relazioni tra questi ci ha permesso di creare anche, di avere già un quadro che ci permettesse di interagire per trovare le relazioni e trovare anche, facilitare l'applicazione delle azioni che poi sono state inserite nei PAISC. Con la successiva vediamo invece come abbiamo lavorato sulle analisi della vulnerabilità. Qui mostriamo quelle di Padova, ma ogni territorio ha sviluppato le proprie. Abbiamo appunto mappato le principali criticità del territorio e quindi abbiamo potuto conoscere puntualmente le aree più a rischio del proprio territorio e capire esattamente come lavorare per arrivare alla redazione del PAESC. E siamo partiti dall'analisi dei piani vigenti. Infatti con la successiva slide potete vedere la grande lista di piani analizzati, quindi dal piano di assetto del territorio, il piano degli interventi, il regolamento edilizio, il PUMS, ma il piano dell'illuminazione comunale, il precedente PAES, il piano di protezione civile e altri piani, ad esempio l'assetto idrogeologico, cioè tutti i piani che vanno ad agire in un territorio. Abbiamo trovato moltissime azioni e le abbiamo riclassificate in base ad alcune categorie, quindi in base alle strategie di intervento, in base alle tipologie di intervento e in base all'effetto atteso. Questo ci ha permesso di riuscire a classificare con molta attenzione tutte le azioni già previste dai piani.
Si tratta di un'analisi fondamentale in quanto nei territori già molte azioni di adattamento vengono realizzate, solo che non sono individuate chiaramente e non vengono quindi riconosciute come tali. Se vediamo la slide successiva, possiamo vedere che abbiamo trovato 630 azioni di adattamento già in fase di implementazione e tutte queste sono state capitalizzate all'interno dei PAESC. Abbiamo anche potuto cominciare ad analizzare, come vi dicevo, queste tre macro categorie, quindi le strategie di intervento, le tipologie di intervento, l'effetto atteso, perché analizzando le varie azioni abbiamo potuto riuscire a capire anche come impostare i nostri PAESC. Ebbene, la slide successiva sintetizza molto velocemente gli obiettivi dei PAESC come sono stati redatti e potete vedere ovviamente ogni territorio ha agito in base diversa portando proprio le relazioni e le conoscenze dei diversi territori. L'altro aspetto che mi sembra importante sottolineare è che tutti i piani hanno incluso un percorso partecipato per coinvolgere gli stakeholder nella definizione degli obiettivi e delle azioni e in alcuni casi anche la previsione di accordi di partnership pubblico-privato per realizzare in parte delle azioni insieme. Abbiamo anche lavorato su delle azioni qualificanti da un punto di vista dell'adattamento e le vediamo sulla slide successiva. Sono 7. Abbiamo anche attraverso il confronto a livello europeo con altri progetti, così come iniziamo anche a fare oggi con alcuni di questi progetti, abbiamo identificato queste 7 azioni che riteniamo che tutti i piani debbano includere e si tratta di l'aggiornamento del regolamento edilizio con norme e incentivi per incrementare gli investimenti e gli interventi di adattamento nei territori. La riduzione del rischio idraulico, quindi l'eventuale redazione del piano delle acque, la pianificazione di opere idrauliche, l'installazione di superfici drenanti, ad esempio. La revisione del piano comunale di protezione con l'inserimento di alcuni rischi climatici, ad esempio come le ondate di calore, piuttosto che l'identificazione di persone a rischio e quindi le relative misure di emergenza. La forestazione urbana, quindi l'incremento del numero di alberi e di aree verdi realizzate nel proprio territorio, e anche l'indicazione precisa di aree da piantumare, l'istituzione dell'ufficio resilienza, quindi un ufficio con dei compiti specifici e particolari per integrare le misure di adattamento e coordinarne l'attuazione all'interno degli enti di riferimento e per interagire con tutti i soggetti del territorio, pubblici e privati, per far sì che il tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici diventi un modo di operare comune e che permette di porre i cambiamenti climatici al centro delle azioni di tutto il territorio. Il monitoraggio poi dei dati climatici, in qualche modo ne abbiamo già parlato, ma l'utilizzo degli indici climatici per valutare le principali tendenze a livello locale e regionale è fondamentale. E infine il raffrescamento delle aree a parcheggio superiore ai 1000 metri quadri.
Queste sono tutte azioni che riteniamo fondamentali e verso le quali poi ovviamente qualsiasi città può anche decidere i tempi di attuazione. Non è necessario che tutte vengano realizzate subito, ma è necessario riflettere e darsi dei tempi per riuscire a realizzarle. Vi mostro poi con la successiva slide le schede che abbiamo usato per la raccolta delle azioni dei PAESC. Qui abbiamo proprio costruito da zero questa scheda perché volevamo che usare la stessa scheda per catalogare sia le azioni di adattamento che di mitigazione, e quindi abbiamo previsto le stesse modalità e la possibilità di individuare attraverso delle icone i diversi tipi di azione che si andavano a realizzare. Ovviamente sono previsti anche i tempi di realizzazione, una descrizione, le responsabilità, cioè chi è il soggetto attuatore o i soggetti attuatori. Abbiamo previsto anche degli indicatori di risultato in modo da poter monitorare azione per azione e eventualmente anche la possibilità di aggiungere eventuale altra documentazione. Riguardo al monitoraggio, che vediamo ovviamente indicato nella successiva slide, sono state individuate fondamentalmente 3 tipologie di indicatori: gli indicatori di risultato, gli indicatori di impatto e per 2 città, Padova e Vicenza, anche degli indicatori socio-economici. Per quanto riguarda gli indicatori di risultato, ovviamente sono fondamentali per riuscire a monitorare l'implementazione di ogni singola misura del PAESC. Abbiamo scelto di metterne 2 per ogni misura e abbiamo cercato anche di individuare chi sono i soggetti detentori del dato e la frequenza del monitoraggio. Per quanto riguarda gli indicatori di impatto, ovviamente si tratta di andare a individuare, cioè gli indicatori di impatto, scusate, servono a monitorare lo stato di attuazione del PAESC fondamentalmente nel suo complesso e quindi si tratta di un numero limitato di indicatori per monitorarne il risultato nel tempo. Qui abbiamo pensato di monitorarli su base biennale. Nella successiva slide invece vi mostro gli indicatori socio-economici di Padova, in quanto Padova ha come obiettivo di progetto quello di individuare degli indicatori che riguardassero il monitoraggio complessivo del PAESC, mentre Vicenza, che è in fase di redazione, individuerà degli indicatori socio-economici in relazione anche a quelli che Padova ha già elaborato, ma che andranno a monitorare l'azione pilota che Vicenza ha attuato. Quindi anche questa riflessione ci permette in qualche modo già di sperimentare questa parte di monitoraggio. Quindi noi arriveremo alla fine del progetto con 2 sperimentazioni parallele che ci permetteranno eventualmente di fare ulteriori riflessioni sull'aspetto anche dell'impatto socio-economico di un PAESC. Voi vedete che sono 6 aree, sono le stesse 6 aree in cui è redatto il PAESC del Comune di Padova. Per ogni area abbiamo individuato alcuni indicatori che ci permettessero appunto di andare a capire nel tempo, non tutti sono popolabili subito, ma che ci permettessero appunto di capire nel tempo anche
l'impatto socio-economico, che è sempre più importante per riuscire anche a far capire che questi documenti, che alle volte sembrano dei libri dei sogni, sono invece fondamentali per gestire oggi il proprio territorio. Nella successiva slide vi mostro invece le linee guida regionali. Sono in fase di redazione, ma l'idea è quella di creare un sistema di indicazioni per guidare il percorso di altre città, per dare un'indicazione per l'analisi degli impatti, per dare delle proposte di soluzione orientate all'adattamento. Fondamentalmente a partire dalla Regione Veneto, ma come dicevo prima, anche per altre città medie o più piccole o aggregazioni di comuni che vogliano iniziare questo percorso. La successiva vediamo invece quelle che sono state le azioni pilota. Ovviamente non ve le descrivo, potrete trovarle a breve nel sito, ma comunque Padova ha lavorato fondamentalmente alla realizzazione di un lotto del Parco del Basso Isonzo, che è un parco agricolo. Si è trattato di un'opera di rinaturalizzazione e anche con opere idrauliche per rendere nuovamente coltivabile questa parte di parco, che è aperta e fruibile e che a breve avrà un secondo lotto di intervento che porterà proprio direttamente alla coltivazione di quest'area, che è pubblica e verrà data in concessione a delle aziende agricole biologiche. Il Comune di Treviso ha lavorato alla sistemazione idraulica del canale delle Convertite, che è un canale che passa in centro città e che prevede anche lo stombinamento di una parte di questo canale che era stato completamente tombinato negli anni. Il Comune di Vicenza ha portato invece alla sistemazione idraulica di un canale e alla sua rinaturalizzazione di un canale che è sempre in città, non proprio il centro storico, e l'Unione dei Comuni del Medio Brenta, che sono 3 comuni ai confini, confinanti, insomma, con il Comune di Padova, hanno lavorato a opere diverse di rinaturalizzazione del territorio. Prima dicevo che come partner c'è anche la città metropolitana di Venezia. Se andiamo alla successiva slide, vediamo che la città metropolitana di Venezia ha lavorato ad un Atlante delle infrastrutture verdi e blu della città metropolitana, ha coinvolto numerosi comuni, più di 20, nella redazione del PAESC, affiancandoci nell'utilizzo del metodo che noi stavamo sviluppando e diciamo che sta offrendo tutta una serie di servizi che saranno poi facilmente utilizzabili dai comuni della città metropolitana, utili a lavorare sull'adattamento del proprio territorio. Nella successiva slide, prima citavo che c'è stata anche la redazione di linee guida per il rischio idraulico. Bene, la città di di Vicenza ha elaborato delle linee guida per la mitigazione del rischio idraulico e sono state individuate sia le potenziali criticità che possibili soluzioni correttive. Questa è un'altra delle azioni importanti di questo progetto, in quanto diventa facile in qualche modo riuscire a trovare poi esempi e modi pratici per iniziare a lavorare nei propri territori. Ed infine, riassumendo insomma un po' il metodo Veneto Adapt,
vediamo alla successiva slide che è possibile già da ora replicare il nostro metodo. Sono in fase di elaborazione dei video sulla nostra metodologia che verranno veicolati agli enti locali che intendono liberamente, che intendono utilizzare la nostra metodologia. I video permetteranno a vari comuni italiani ed europei che hanno sottoscritto una lettera di intenti di sperimentare questa metodologia e di poterla applicare nel territorio. Sono poi state realizzate dei momenti di scambio con altre città, sia italiane che europee. Ogni partner ha avuto uno scambio sia con una città europea che con una città italiana, sulle proprie esperienze, sulle proprie azioni di adattamento e purtroppo questa era un'azione che doveva svolgersi in presenza con delle visite, abbiamo dovuto ovviamente spostare online, ma diciamo che pur non avendo visto direttamente i risultati è stato possibile comunque avere un buono scambio di metodologie di lavoro e di esperienze sull'adattamento ai cambiamenti climatici. Infine, l'ultima slide, ricordo, me l'aveva già detto Giovanni, noi avremo un altro evento il 14 di ottobre e faremo un focus più preciso sulle azioni e gli interventi di adattamento ai cambiamenti climatici attraverso il confronto con altri progetti. Il 28 di ottobre in presenza a Ecomondo parleremo invece di monitoraggio e vi do anche la data della conferenza finale. Speriamo di riuscire a farla in presenza, ma useremo un metodo misto sicuramente. La conferenza è prevista per il 2 dicembre a Padova. Grazie, ho concluso. Grazie mille Daniela Luise per averci illustrato appunto i risultati del progetto Veneto Adapt che ci rendono particolarmente orgogliosi perché come avete visto sono numerosi e speriamo possano dare ulteriori frutti ad altre città e anche alle nostre consentire di appunto implementare le strategie che abbiamo definito perlomeno adesso attraverso i PAESC. Altrettanto orgogliosi ci rende la partecipazione di Claudia Guerrini di Sinea, a cui adesso darò la parola. Sinea ovviamente è l'Agenzia Europea per il Clima, l'Infrastruttura e l'Ambiente che gestisce anche il programma LIFE, all'interno del quale appunto è stato sviluppato il progetto Veneto Adapt e ci parlerà della nuova strategia europea direttamente ai cambiamenti climatici, quindi a lei la parola, dottoressa Guerrini. Grazie per la partecipazione. Grazie mille per il vostro invito che è giunto graditissimo e grazie soprattutto per aver organizzato questa giornata che sicuramente è molto importante. Penso di darvi giusto alcune linee, alcune indicazioni sulla strategia di adattamento che è stata recentemente approvata a livello di Commissione europea. Con la prima slide vorrei semplicemente, avanti, grazie, vorrei fare una considerazione che sicuramente anche voi potete condividere. Se c'è una delle tante cose che la situazione del Covid ci ha messo di fronte è che l'essere impreparati aggrava enormemente le situazioni. Si è verificato per il Covid e per quanto riguarda la crisi climatica c'è anche l'aggravante che non è previsto un vaccino. Quindi possiamo però combattere la crisi climatica preparandoci anche a quegli effetti che purtroppo già ci sono e sono inevitabili, perché i cambiamenti climatici sono in atto ed è questo il motivo principale per cui dobbiamo costruire un futuro più resiliente. Il decennio che si è appena concluso è stato il più caldo registrato mai dal nostro pianeta e la frequenza e la gravità
di alcuni eventi climatici e meteorologici sono stati davvero scioccanti. Abbiamo visto degli incendi boschivi senza precedenti, oppure addirittura ondate di calore al di sopra del circolo polare artico. Ma ci sono anche degli eventi che si manifestano molto più lentamente, come ad esempio la desertificazione o la perdita di biodiversità, e che sono comunque altrettanto distruttivi dal punto di vista del clima. Nella prossima slide vi do un attimo il contesto politico nell'ambito del quale si situa la nuova strategia di adattamento. In questo contesto chiaramente è presente l'agenda per lo sviluppo sostenibile 2030, gli accordi di Parigi e naturalmente il Green Deal, perché questa strategia è stata annunciata proprio all'interno del pacchetto del Green Deal, il quale Green Deal prevede anche la proposta di legge europea sul clima, che è molto importante perché integra nel diritto dell'Unione Europea l'obiettivo globale in materia di adattamento, che è anche già sancito dall'articolo 7 dell'accordo di Parigi. E con questa strategia l'Unione Europea e anche gli Stati membri si impegnano a compiere dei progressi costanti per aumentare la capacità di adattamento, rafforzare la resilienza e ridurre anche la vulnerabilità ai cambiamenti climatici. Avanti, per favore. Questa strategia fa seguito a una valutazione che è stata fatta nel 2018 della strategia precedente, che era stata adottata nel 2013, e è stato preso in considerazione anche la consultazione pubblica che si è svolta l'anno scorso tra i mesi di maggio ed agosto, e per la quale abbiamo ricevuto circa 1000 risposte e un centinaio di documenti. Una domanda che a volte uno si può porre: ma è proprio necessario adesso questa strategia di adattamento? Sì, adesso, immediatamente, perché ammesso che fosse possibile, se anche mettessimo fine in questo momento a tutte le emissioni di gas a effetto serra, non riusciremo comunque ad impedire gli effetti dei cambiamenti climatici che sono già in corso. E come dicevo prima, il Covid ci ha mostrato quanto la preparazione insufficiente sia pericolosa. Questa strategia di adattamento obbliga la Commissione europea, ma non ha obblighi nei confronti dei vari Stati membri. Questa strategia però si combina con la legge sul clima, che invece prevede degli obblighi per i vari Stati membri per quanto riguarda lo sviluppo e l'attuazione dei piani e le strategie nazionali di adattamento. Avanti, per favore. Questa strategia delinea una visione, diciamo, a lungo termine, e integra l'ambizioso obiettivo che l'Unione Europea ha di diventare climaticamente neutra entro il 2050 e mira a rafforzare la capacità di adattamento dell'Unione Europea e a ridurre al minimo possibile la vulnerabilità agli effetti dei cambiamenti climatici. La strategia intende intensificare l'azione in tutti i settori dell'economia e della società, e questo in sinergia anche con tutte le altre politiche del Green Deal, quindi la protezione della biodiversità, l'agricoltura sostenibile, eccetera. E tutto questo avverrà anche rendendo l'adattamento più intelligente, più rapido e più sistemico, oltre ovviamente anche ad intensificare l'azione internazionale a livello di adattamento. Avanti.
Le azioni di adattamento hanno bisogno di basarsi su dati affidabili e anche strumentazioni di valutazione dei rischi che possono essere a disposizione di tutti, quindi sia ad esempio delle famiglie che acquistano un'abitazione, la costruiscono o la ristrutturano, ma anche alle imprese o agli agricoltori. E a questo scopo la strategia propone degli interventi che facciano andare avanti, facciano avanzare le frontiere della conoscenza sull'adattamento, in modo da migliorare la qualità e anche la quantità dei dati raccolti sui rischi e le perdite connessi al clima, in modo che questi siano messi a disposizione di tutti quanti. La piattaforma europea per le conoscenze sull'adattamento, Climate Adapt, verrà anche potenziata e amplificata e viene anche affiancata da un osservatorio per la salute che serve a monitorare, analizzare e prevenire al meglio gli effetti dei cambiamenti climatici sulla salute. Avanti. Siccome i cambiamenti climatici hanno ripercussioni a tutti i livelli della società e anche in tutti i settori dell'economia, le azioni di adattamento devono assolutamente essere sistemiche. E per questo la Commissione continuerà a integrare le considerazioni relative alla resilienza ai cambiamenti climatici in tutti i suoi settori di intervento e sosterrà anche uno sviluppo ulteriore e l'attuazione di strategie e piani di adattamento, e questo con 3 priorità trasversali, che sono integrare l'adattamento nella politica macrofinanziaria, le soluzioni per adattamento basate sulla natura e azioni di adattamento locale. Avanti. L'adattamento deve anche essere veloce e quindi bisogna accelerare lo sviluppo e la soluzione e la diffusione di soluzioni di adattamento, riducendo anche i rischi legati al clima, colmando il divario che c'è in materia di protezione del clima e garantendo la disponibilità e la sostenibilità di acqua potabile. Avanti. Ora, queste politiche in materia di adattamento devono andare di pari passo con la leadership dell'Unione Europea nella mitigazione dei cambiamenti climatici, e a livello internazionale l'Unione Europea ha già una storia di cooperazione con altri paesi in materia di adattamento ai cambiamenti climatici, ma la strategia inserisce l'adattamento in un quadro più coerente e incentrato su 3 azioni in modo particolare. La prima è aumentare il sostegno alla resilienza e alla preparazione ai cambiamenti climatici a livello internazionale. Ad esempio a sostegno dello sviluppo e dell'attuazione dei contributi che vengono determinati a livello nazionale nel quadro dell'accordo di Parigi. Secondo, aumentare i finanziamenti internazionali per rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici, ad esempio attraverso gli strumenti dell'Unione Europea per l'azione esterna o stimolando anche investimenti nel settore privato. E terzo, rafforzare l'impegno e gli scambi a livello mondiale e quindi tutto questo in modo che possa aiutare l'Europa a diventare più resiliente ai cambiamenti climatici e condividendo anche le informazioni, cosa che succede ad esempio nell'ambito del programma Copernicus. Avanti. In molti aspetti della nuova strategia di adattamento ci sono molte opportunità
per una cooperazione più stretta con gli Stati membri. Allora, questa strategia si basa sul principio di sussidiarietà, e questo è molto importante perché l'adattamento è locale, quindi il livello locale è quello più appropriato per questo tipo di strategia. E quindi c'è il sostegno non solo agli Stati membri, ma anche alle autorità diciamo subnazionali, ma agli operatori economici e anche per gli individui. E il sostegno finanziario per adattamento è messo a disposizione attraverso i fondi strutturali e di investimento europei, la politica agricola comune, ma anche il programma LIFE per il quale io lavoro, e a tal proposito vorrei ricordarvi che il bando 2021 è attualmente aperto con scadenza per quanto riguarda la sezione clima al 30 di novembre. Però c'è anche il dispositivo per la ripresa e la resilienza, senza dimenticare il programma Orizzonte Europa. E quindi la Commissione sosterrà a livello locale l'adozione a livello locale di soluzioni digitali, intelligenti e anche basate sui dati relativi all'adattamento ai cambiamenti climatici. Per aiutare in modo particolare gli enti locali a passare da una semplice pianificazione ad una vera e propria azione, l'Unione Europea avvierà anche uno strumento di sostegno alle politiche proprio per assistere gli enti locali, e questo lo farà nell'ambito del patto dei sindaci dell'Unione Europea. Vi darò un'indicazione tra breve. La prossima slide, non ha commenti, ma qualcosa va detta. Queste sono le immagini scioccanti dei disastri avvenuti in Germania e in Belgio nell'estate appena conclusa. E questo è un altro esempio di come l'essere impreparati ancora nel 2021 provoca centinaia di vittime, perché una cosa allucinante è stata che l'allarme era stato dato in tempi utili dalle autorità competenti, quindi non si capisce il motivo per cui, nonostante tutto, ci sia stata così tanta impreparazione da portare ad un numero esagerato di vittime. Passando con la prossima slide all'aspetto più legato, diciamo, alla parte urbana, il quadro politico nel quale si situa è appunto la strategia di adattamento, ma anche la strategia per la biodiversità 2030 e il patto dei sindaci. La prossima slide dà un'idea di quali siano i fattori principali che influenzano direttamente la capacità che le varie città hanno di adattarsi ai cambiamenti climatici. La prima, purtroppo, non è l'unica, ma la prima sono le risorse finanziarie. Non è l'unica. Nella prossima slide menziono quelli che sono le 3 barriere principali. Appunto, le risorse finanziarie non significa che non ce ne siano in termini assoluti. Ce ne sono, non abbastanza, verranno integrate. Il problema, e chi gestisce un ente locale lo sa meglio di me, è far quadrare il bilancio, ovvero le risorse finanziarie disponibili sono sempre inferiori alle azioni da portare avanti, e quindi l'adattamento si trova a competere con altre voci di bilancio che spesso finiscono per avere una priorità più elevata. Un'altra barriera è l'accesso alla conoscenza. Questo ha un duplice risvolto.
un po' perché magari i fondi, ad esempio anche i fondi europei sono disponibili, ma non sempre gli enti locali o le città ne sono a conoscenza. L'altro aspetto è che se anche ne sono a conoscenza, a volte chi di voi ha inviato una domanda di cofinanziamento nell'ambito di un bando europeo sa quanto questo possa essere complesso. Richiede tempo, energie, conoscenze. Il programma LIFE, per fortuna, è un po', essendo un programma che permette di costruire un progetto dal basso verso l'alto, nel senso è più a misura di chi lo concepisce, è un po' meno complicato, però comunque richiedono tutti questi programmi conoscenze, ad esempio in termini linguistici, perché ancora una volta LIFE permette di inviare una proposta anche in italiano, ad esempio, però quasi tutti gli altri già obbligano al momento dell'invio della proposta a appunto farlo in inglese, quindi ci possono essere delle mancanze a livello di conoscenze, anche può sembrare banale, ma non lo è, anche a livello linguistico. Ultimo, ma non ultimo, la mancanza a volte di impegno di impegno politico da parte appunto di chi gestisce gli enti, e anche una mancanza di impegno da parte delle comunità che vivono in queste città. Nella prossima slide vi do appunto l'indicazione a cui facevo riferimento prima, ovvero questo nuovo strumento che verrà messo a disposizione per aiutare le varie autorità locali a passare da una pianificazione ad una vera e propria azione, e questo è appunto si chiama Policy Support Facility, che verrà lanciato il prossimo 7 ottobre nell'ambito della cerimonia del patto dei sindaci, durante un workshop dedicato di circa 90 minuti, nel quale appunto verranno date le varie informazioni relative a questo importante strumento nuovo che verrà appunto messo a disposizione per come diciamo assistenza tecnica per migliorare le capacità interne che le città hanno. Non solo la parte più propriamente politica, quindi enti locali, ma anche comunità, cittadini, come dicevo prima. E nella prossima slide menziono il patto per il clima, il patto europeo per il clima, che prevede proprio un'azione da parte dei cittadini europei, perché siamo tutti parte della soluzione e ciascuno, anche a titolo individuale come cittadino, può dare e deve dare il proprio contributo. E a tal fine questo patto per il clima porterà insieme tutti coloro che vogliono agire in modo concreto e metterà a disposizione una piattaforma nella quale tutti possono interagire. Chi può partecipare a questo patto per il clima? Nella prossima slide appunto possiamo vedere che tutti possono farne parte, possono partecipare i cittadini, i giovani, il mondo dell'istruzione, la società civile, il mondo accademico e le pubbliche amministrazioni. E le città che ruolo hanno? Nella prossima slide allora, le città hanno un ruolo importantissimo come partner, perché possono interagire con i cittadini, ad esempio organizzando pubbliche consultazioni e favorendo il dialogo, ma anche con il mondo del business. Basti pensare ad esempio al riciclo dei rifiuti, al mondo
accademico, perché possono utilizzare le reti locali a disposizione, e soprattutto con i giovani che hanno un'energia e delle idee innovative che assolutamente devono essere considerate, e non ci possiamo permettere che vengano perse nel vuoto. Vi lascio con l'ultima slide, la prossima, che è un'immagine che devo dire, almeno per quanto mi riguarda, riassume in maniera significativa quello che ho pensato io e che sono sicura avete pensato anche voi. Durante il periodo di chiusura totale delle nostre vite, durante il Covid, chi di noi non ha pensato e sperato di tornare quanto prima alla nostra vita precedente? Beh, questa è la nostra vita precedente, vedete a sinistra. Non ci sembrava così male, però visto che la situazione è cambiata, direi che non è il caso di guardare al passato con l'intento di tornarci, è il caso di guardare al passato per fare tesoro dell'esperienza fatta, ma guardare al futuro e cercare di costruirne uno decisamente migliore. Lo possiamo fare, lo dobbiamo fare, e il momento è adesso. Vi ringrazio tantissimo per l'attenzione. Sì, grazie mille alla dottoressa Guerrini per aver un po' illustrato il quadro generale all'interno del quale noi ci muoviamo in Europa, qual è un po' la visione anche di lungo periodo delle istituzioni europee, quindi la prospettiva oggi ormai è il 2050 addirittura, e anche quali sono le opportunità di finanziamento anche per le nostre città. Le città sono tra gli attori principali, insomma, del cambiamento, soprattutto quando parliamo di adattamento ai cambiamenti climatici, hanno tutta una serie di strumenti per poter consentire l'adattamento. E diciamo che il prossimo relatore rappresenta un po' un movimento di città, il patto di sindaci, che è riuscito a capitalizzare ma anche a stimolare ulteriormente appunto gli enti locali a pianificare ma anche implementare misure concrete, prima solo per la mitigazione, poi ovviamente con l'evoluzione al patto di sindaci per il clima e l'energia, anche con il grande argomento dell'adattamento e quindi la sintesi di queste due facce della stessa medaglia. Quindi anche qui abbiamo veramente l'orgoglio di avere con noi Davide Cansamagnago del Covenant of Major Office, che ci illustra un pochettino l'evoluzione del patto di sindaci, che ormai è nato nel lontano 2008 se non erro, e che ha avuto appunto una serie di fasi, quindi a lei la parola e grazie per la presenza che a lei. Al momento non la sentiamo, però vediamo la presentazione. Nel frattempo posso dire qualcos'altro io sul patto di sindaci. Ovviamente il progetto Veneto Adapt, come sapete, no, ancora non la sentiamo, Davide. Allora, comunque, risolviamo adesso questo problema tecnico. Allora, noi abbiamo redatto i nostri PAESC, quindi le città di progetto Veneto Adapt hanno redatto il loro PAESC all'interno dell'iniziativa del patto di sindaci. Quindi il comune di Padova ha aderito fin dall'inizio addirittura all'iniziativa, quindi con il primo PAES, quindi nato nel lontano ormai 2011, che era molto focalizzato su azioni di mitigazione, ma includeva già anche in modo abbastanza pionieristico alcune azioni di adattamento. E adesso con il PAESC, con la famosa C che aveva recentemente illustrato l'assessora. Sì, la sentiamo, perfetto. Adesso le do la parola. Ecco, quella famosa C, sapientemente appunto evidenziata dalla nostra assessora all'ambiente, Chiara Gallani, che rappresenta un pochettino lo step forward, no? La questione dell'adattamento integrato alla mitigazione. Quindi adesso le lascio la parola, Davide, grazie per la presenza. Ok, perfetto. Allora sì, dicevo, Davide Castelmagnago, ufficio di Bruxelles del Patto dei Sindaci Europeo per l'Energia e il Clima.
un'iniziativa che, come è già stato annunciato, si è evoluta dal 2008 fino ad oggi attraverso un percorso che è passato dai primi obiettivi delle politiche climatiche europee del pacchetto 20-20-20, quindi riduzione di emissioni del 20% entro il 2020, si è poi unito a una seconda iniziativa che concentrava l'attenzione invece sull'aspetto, sul pilastro dell'adattamento ai cambiamenti climatici, già discusso oggi dai relatori precedenti. Si è unita quindi il patto dei sindaci che puntava solo alla riduzione delle emissioni all'iniziativa Mayors Adapt per creare i nuovi obiettivi del patto dei sindaci al 2030 di riduzione del 40% e di adattamento agli effetti del cambiamento climatico. Nel 2017, sull'esperienza del patto dei sindaci europeo, è nato il Global Covenant of Mayors, quindi una un'espansione dell'iniziativa a livello globale attraverso diversi uffici regionali nei vari continenti del mondo, che aveva l'obiettivo e ha tuttora l'obiettivo di portare l'esperienza su scala globale. Oggi nel 2021 si parla di patto 2.0, quindi un percorso iniziato nel 2020 di ulteriore allineamento dell'iniziativa patto dei sindaci per l'energia e il clima con quelle che sono le politiche europee clima ed energia. Il patto nella pratica, ora non so se l'audience è tutta a conoscenza della struttura del patto dei sindaci e il suo funzionamento, non mi ci soffermerò così tanto, però giusto per qualora ci fosse qualcuno che non ne ha così esperienza, ho preparato questa slide. Il patto dei sindaci nella pratica implica un percorso a fasi per il comune che vuole aderirne. La prima fase è quella dell'adesione all'iniziativa, quindi si tratta di una firma ed un impegno politico da parte del sindaco della giunta comunale all'adesione del patto dei sindaci, che fa iniziare il conteggio di 2 anni in 2 anni di quella che è la circolarità dell'iniziativa, ovvero a 2 anni dalla firma del patto dei sindaci l'iniziativa richiede la presentazione del proprio piano d'azione per l'energia sostenibile e il clima, il PAESC. A 2 anni dalla presentazione del PAESC viene richiesto la prima opera di monitoraggio, che noi chiamiamo monitoraggio leggero, poiché... Scusami Davide, ti chiedo solo di mettere full screen perché non vediamo le slide procedere. Quindi... Allora, vediamo. Perché io le vedo full screen. Ora? Un attimo, non ancora. No. Ok, provo a rifare la condivisione dello schermo. Sì, grazie. Certo. Ora provo a condividere il mio intero schermo e non una finestra. Ora vedrete doppio. Ora vedete le slide? Sì. Okay, ora sì, perfetto. Grazie. Quindi questa era la slide di cui parlavo. Fase 2, presentazione PAESC. Fase 3, presentazione del primo monitoraggio leggero dopo 2 anni dalla presentazione del piano, ovvero un monitoraggio che non include l'inventario delle emissioni, quindi sembra un rapporto su eventuali evoluzioni implementative delle azioni descritte. A 4 anni dalla presentazione del PAESC e quindi di conseguenza a 2 anni dalla presentazione del primo monitoraggio senza inventario delle emissioni, viene invece richiesto un monitoraggio full, completo, con anche l'aggiunta di un nuovo inventario delle emissioni per il calcolo quantitativo delle riduzioni ottenute. Tutte queste operazioni vengono fatte attraverso la piattaforma MyCovenant, alla quale si ha accesso dal momento della firma dell'iniziativa, una piattaforma che dedica ad ogni firmatario diverse sezioni per l'inserimento appunto delle informazioni richieste, dalla strategia all'inventario delle emissioni alla descrizione poi delle azioni specifiche. Allora, parlare di patto dei sindaci ad oggi, in questa fase 2.0 che poi sviscereremo più nel dettaglio, significa prima di tutto rendersi conto che il patto ha raggiunto più di 10.000 firmatari in tutta Europa, quindi che l'impatto in termini di numeri e di partecipazione all'iniziativa è estremamente elevato.
I dati presentati qui sono dati di cui facciamo un resoconto annuale verso novembre-dicembre di ogni anno, quindi purtroppo siamo molto vicini al prossimo resoconto annuale. Questi sono i dati a novembre 2020. Comunque, a novembre 2020 i dati parlavano di più di 10.000 firmatari in tutto il mondo. Ovviamente questi sono i dati che includono anche il Global Covenant of Mayors, se possiamo contare 43 paesi coinvolti. Ovviamente non siamo solo nel contesto europeo. 196 supporters, 223 coordinatori per 285 milioni di abitanti come popolazione coinvolta. Arrivando al nostro paese, qui iniziamo a poter fare delle analisi un po' più specifiche che interessano appunto il nostro contesto. Vediamo che contiamo quasi 5.000 firmatari in tutta Italia. Immagino che con i dati di quest'anno ci arriveremo a 5.000 firmatari. Però iniziamo a vedere dove sono le differenze quantitative in termini di adesione e in termini soprattutto di evoluzione dell'iniziativa una volta firmata. I piani inviati a noi dai firmatari italiani sono il 68% di quelli dei firmatari totali. Se poi andiamo a guardare i monitoraggi, la percentuale si riduce ancora più drasticamente. Questo perché? Questo prima di tutto ci fa capire quali devono essere gli obiettivi all'interno della strategia italiana del patto dei sindaci, che è quella che guido da 3 anni a questa parte, ovvero prima di tutto adoperarsi affinché un firmatario non abbandoni l'iniziativa subito dopo la firma, ovvero che ci sia un impegno concreto e anche un supporto e delle capacità affinché non sia solo un impegno politico quello del patto dei sindaci. Altri numeri interessanti devono tenere conto ovviamente che quando si parla di patto dei sindaci in Italia, ma questo vale anche per tutta Europa, in realtà si parla per la stragrande maggioranza dei firmatari di comuni sotto i 10.000 abitanti, quindi anche con probabilmente maggiori difficoltà nel seguire l'implementazione delle azioni e soprattutto anche presentarne il monitoraggio, perché la lettura dei dati ridotti di monitoraggio rispetto alle presentazioni dei piani va fatta anche nell'ottica di immaginarsi che un comune possa aver ovviamente monitorato le azioni che ha implementato, che ha deciso di implementare, ma che non abbia interesse o capacità, o sia troppo costoso in termini di risorse e di tempo per loro farne rapporto a noi del patto dei sindaci. E questo significa che il patto dei sindaci potrebbe starsi evolvendo comunque in Italia fuori dal radar di Bruxelles della nostra iniziativa, ed è qui che anche noi dobbiamo interrogarci su come poter rendere anche l'aspetto di reporting e monitoring da parte dei firmatari più agile, in modo tale da poterli tenere, poter tracciare le operazioni e l'evoluzione dei singoli PAESC all'interno dell'iniziativa e non poi singolarmente a livello di firmatario. Il secondo obiettivo fondamentale è quello, come ci mostra questa slide invece, ancora di lavorare sul passaggio tra gli impegni SEAP, quindi PAES all'italiana senza la C di clima, obiettivi al 2020 ormai evidentemente scaduti, a quelli del nuovo patto dei sindaci con obiettivi al 2030, che vedremo adesso tra poco essersi anche in realtà ampliati a obiettivi al 2050 già. Questi sono i numeri italiani dei firmatari divisi tra firmatari del vecchio patto e firmatari del nuovo patto, quindi questo è il secondo obiettivo fondamentale, che è quello di puntare al rinnovamento dell'impegno dei firmatari italiani. Ovviamente il contesto in cui ci troviamo ora ha portato a nuove sfide, da una parte Covid-19, outbreak e tutte le conseguenze che conosciamo bene, dall'altra l'evoluzione delle politiche europee per clima ed energia, alle quali inevitabilmente il patto dei sindaci fa capo e quindi deve seguire. Questa era una lettera aperta mandata dal board del patto dei sindaci che invitava appunto, che mostrava il supporto dell'iniziativa al concetto di green recovery, quindi il Covid e le circostanze correnti non devono essere una scusa per fare uno switch di priorità, bensì invece un motivo in più per puntare ad una ripresa verde, una ripresa sostenibile.
C'è stata anche una lettera aperta ai sindaci di direttamente Ursula von der Leyen, che tra l'altro utilizzata anche come invito alla conferenza, alla cerimonia del patto dei sindaci, che si terrà il 7 di ottobre, quindi a brevissimo, settimana prossima, per la quale dovrebbero ancora essere aperte le registrazioni qualora foste interessati. Sarà una cerimonia appunto che celebra il patto 2.0 che presenteremo tra poco, quindi i nuovi obiettivi del patto dei sindaci al 2050, farà il punto della situazione, sarà costellata di eventi virtuali e fisici anche distribuiti in tutto il contesto europeo. Allora, come abbiamo detto già più volte, il patto è un'iniziativa in continua evoluzione. Veniamo un po' più nel dettaglio a quello che significa parlare di patto 2.0 ad oggi, ovvero il patto dei sindaci come un pilastro fondante dello European Climate Pact. Prima di tutto si parla di un aumento delle ambizioni. Quindi se quelle che vedete qui nella slide erano già le ambizioni del patto dei sindaci nel suo processo evolutivo 2020, 2030 e 2050, con il patto 2.0 si sta parlando di aumentare la riduzione di emissioni entro il 2030 dal 40 al 55% e di puntare al concetto di neutralità climatica entro il 2050. Quindi primo punto di questo nuovo patto 2.0 è l'aumento delle ambizioni. Il secondo aspetto è l'allargamento dello scopo delle azioni, ovvero l'inclusione di nuovi settori come la qualità dell'aria e diversi altri settori all'interno del paniere di azioni possibili, quantificabili e monitorabili all'interno dell'iniziativa. Quindi lo scopo è quello di mantenere il forte seguito del patto dei sindaci e utilizzarlo come iniziativa ombrello per tutte le iniziative europee rivolte alle città a supporto del Green Deal, quindi con una base decennale di adesioni con i numeri che abbiamo visto poco fa. Strategicamente è necessario continuare a considerare il patto dei sindaci come la iniziativa ombrello sotto la quale possono poi svilupparsi altre iniziative che mirano più specificatamente a politiche settoriali e differenti. Però per questo c'è bisogno di un allargamento di scopo anche delle azioni all'interno del patto dei sindaci per poter avere questo ruolo ombrello. Terzo, assicurare una transizione giusta e quindi ampliare quello che è lo scopo del terzo pilastro del patto dei sindaci, che fino a prima del 2.0 era relativo alla povertà energetica e quindi alla lotta alla povertà energetica, affiancando così il discorso mitigazione e adattamento in quello che definivamo appunto dal 2030, dagli obiettivi 2030 in poi, terzo pilastro. Ora ad un concetto un po' più ampio di transizione giusta, quindi che guardi a 360 gradi gli aspetti anche sociali della lotta ai cambiamenti climatici. Questo è un pilastro ovviamente ancora in evoluzione dal punto di vista strategico e tecnico. Quarto aspetto del patto 2.0 è la promozione di un maggiore coinvolgimento sociale e la cooperazione. Quindi in 10 anni di esperienza del patto dei sindaci si è capito che le azioni non possono essere solo implementate dal punto di vista della gestione amministrativa comunale, c'è sempre più bisogno di un'inclusione maggiore da parte della società civile, soprattutto anche con un occhio al settore privato. Ho avuto modo di conoscere in questi 3 anni di lavoro in Italia molti esempi di PAESC che guardavano appunto, come già stato detto oggi, alla inclusione del settore privato per quanto riguarda le azioni di sia mitigazione che adattamento. Quella deve essere inevitabilmente la direzione da prendere se vogliamo agire con un impatto maggiore sulla riduzione delle emissioni e l'adattamento ai cambiamenti climatici. La componente di gestione pubblica degli inventari delle emissioni, quando si vanno a guardare poi i dati specifici, non è sufficiente operare laddove c'è esclusiva gestione pubblica dei settori o delle azioni. E questo implica anche una maggiore cooperazione con i governi nazionali. Abbiamo fatto un lavoro abbiamo partecipato a delle consultazioni nell'anno 2019 assieme ai nostri partner strategici nel territorio nazionale, ovvero Enea e ANCI, a consultazioni per la redazione del PNIEC. Ritenevamo che fosse fondamentale un'inclusione
un'integrazione del patto dei sindaci e degli strumenti già esistenti in termini di piani d'azione in quasi la metà dei comuni italiani, se contiamo 2020 e 2030. Quindi lavorare sempre di più su una cooperazione con i governi nazionali è fondamentale in questa fase del patto. Ovviamente il patto dei sindaci è un'iniziativa costellata da diversi strumenti di supporto e di assistenza ai firmatari, da workshop e webinar come se ne sono stati fatti a decine, soprattutto in questo contesto pandemico, a più specifiche operazioni che noi chiamiamo peer programs, quindi programmi di scambio tra firmatari, che si dividono in questa nuova fase del patto in queste 4 categorie che vedete scritte: le expert mission, peer review, twinning programs e anche technical assistance, che non è in realtà elencata qui. Queste sono tutte delle forme di scambio, di assistenza reciproca all'interno del patto dei sindaci, alle quali i firmatari hanno accesso in fasi specifiche attraverso dei processi di application, quindi domanda. La prossima call sarà aperta nella primavera 2022, ora sono in atto le implementazioni dei vincitori del bando primavera 2021, quindi le informazioni per rimanere aggiornati su questi aspetti le trovate tutte sul sito del patto dei sindaci, sia la versione italiana che quella inglese. Come vi accennavo, sono anni che lavoriamo con partner strategici alla strategia italiana per il futuro del patto dei sindaci. Anche quest'anno ci sono in atto delle discussioni, dei tavoli aperti per fondamentalmente con l'obiettivo principale di provare a ristrutturare la rete di governance italiana del patto dei sindaci, che consta di un coordinatore nazionale rappresentato da Enea, con il supporto anche di ISPRA per l'aspetto di adattamento ai cambiamenti climatici, e poi una rete infinita di coordinatori territoriali, perlomeno sulla carta, cioè registrati o che hanno fatto parte dell'iniziativa nel suo percorso evolutivo, ma che necessitano di essere reinseriti in un contesto un po' più strutturato e più attivo. Quindi questo è l'obiettivo che stiamo cercando di raggiungere in termini di ristrutturazione della governance italiana del patto dei sindaci. Per coordinatori territoriali intendo ovviamente tutto ciò che dal punto di vista dell'amministrazione pubblica si pone nel mezzo tra i comuni e il nazionale, quindi si parla di province, di città metropolitane e di regioni. Ci saranno in programma degli eventi pubblici aperti ai firmatari, non sappiamo ancora esattamente quando, se entro la fine di quest'anno o inizio 2022, quindi dei webinar tematici e tecnici per la presentazione anche di strumenti nuovi sia per l'aspetto mitigazione che adattamento, europei come invece italiani. Stiamo lavorando con appunto questi attori per la definizione prima di tutto della governance italiana e poi di questi eventi mirati. Tutte le informazioni saranno comunque disponibili sul sito del patto dei sindaci a tempo debito. Ovviamente esiste un helpdesk italiano del patto dei sindaci che è contattabile all'indirizzo che vedete in questa slide, e ci sono anche una folta libreria di strumenti scaricabili e accessibili dal sito del patto dei sindaci che guidano il firmatario nella compilazione e nell'implementazione delle proprie azioni. Il patto dei sindaci in chiusura, ovviamente come dicevo anche all'inizio, è un'iniziativa che adesso mira ad essere ombrello e che comunque ha sempre avuto molte sinergie con altre iniziative europee, i progetti europei che avevano come target le città. Uno fra tutti, non solo perché me ne occupo anche, ma perché è uno tra i primi a elargire fondi direttamente alle città per facilitare la raccolta di investimenti al fine dell'implementazione delle azioni contenute nel PASC, è la European City Facility, che è un progetto europeo, un Horizon, quindi anche questo sotto la supervisione dei colleghi di Sinea, e
consta di diverse call for application e punta a dare grant alle città beneficiarie fino ad un massimo di 60.000 euro per la creazione di un investment concept, quindi per degli studi aggiuntivi di feasibilità finanziaria del proprio PAESC per poter aumentare le possibilità che il PAESC riesca a ottenere finanziamenti poi per l'implementazione delle proprie azioni, quindi per renderlo più appetibile agli occhi di potenziali investitori. Abbastanza attuale, il 15 di ottobre si aprirà la terza call European City Facility, quindi qualora ci fossero città interessate sul sito eucf.eu trovate tutte le informazioni, come registrarvi, come fare domanda per la terza di 4 call totali nella vita del progetto, che starà aperta appunto dal 15 di ottobre fino al 15 di dicembre 2021. La quarta call invece aprirà in primavera 2022. Con questo finito, questi sono i miei contatti, qualora aveste dei dubbi o delle domande non esitate. Allora, grazie mille anche al dottor Cassan Magnago per averci un po' illustrato anche la nuova fase in cui stiamo entrando per il patto di sindaci, il patto 2.0, quindi un approccio sicuramente sfidante per i comuni, ma devo dire anche quanto mai necessario. E tra l'altro ha fatto bene anche evidenziare la presenza di strumenti di supporto, tipo l'UCF, ma così come altri strumenti finanziari presentati prima dalla dottoressa Guerrini, che possono aiutare le città appunto in questa transizione. Quindi da un lato diciamo obiettivi sfidanti, ma anche dall'altro lato risorse disponibili per i comuni diciamo più virtuosi, comunque i comuni che vogliono impegnarsi in questa sfida. Adesso diciamo secondo l'agenda c'è una pausa caffè che io confermerei, la accorciamo leggermente per non avere diciamo, un ritardo nella seconda parte diciamo, dell'incontro, quindi riprendiamo alle 11:15, fra una decina di minuti, con la parola e le esperienze, quindi i progetti che vengono quindi invitati in un talk e coordinati da Mattia Bertin dell'Università IUA di Venezia. Quindi ci rivediamo qui alle 11:15.
Allora, buongiorno a tutti. Allora, iniziamo la seconda parte del nostro workshop, quindi la parte un po' più interattiva, e senza perdere ulteriore tempo do direttamente la parola a Mattia Bertin dell'Università UAV di Venezia, che appunto ci presenterà un attimino quali sono i 7 progetti oggi presenti al panel e poi gestirà anche la discussione con i progetti, quindi darà evidenza un po' ai risultati raggiunti. Quindi a te la parola, Mattia. Grazie Giovanni, grazie a tutte e a tutti. È un piacere essere presente a questa conferenza, avere l'opportunità di coordinare questo incontro tra alcuni dei più interessanti progetti di adattamento a finanziamento comunitario attualmente esistenti sul territorio italiano. Con noi saranno presenti Filippo Magni dell'Università UAV di Venezia, che ci presenterà il progetto Master Adapt. Spenderò dopo 2 parole per ciascun progetto in modo da connettere la presentazione del progetto alle domande per facilitare l'ascolto. Susanna Ferrari del Comune di Reggio Emilia che ci presenterà il Life Urban Proof, il Life City Adapt 3. Paolo Barnaba della provincia di Treviso che ci presenterà il progetto Interreg Intensify. Fabio Cestonaro del Comune di Vicenza che ci presenterà il progetto di GECO Epicuro. Andrea Valentini per ARPA Emilia Romagna che ci presenterà Adria Clim, un Interreg Italia-Croazia, e Margaretta Brail del Centro Euro-Mediterraneo per i cambiamenti climatici che ci presenterà il progetto Interreg Italia-Croazia Adria Adapt. Allora, chiederei innanzitutto a Filippo Magni di unirsi a noi. Ciao Filippo. Buongiorno a tutte e a tutti, buongiorno, grazie Mattia. Allora, prima di cominciare abbiamo circa 10 minuti per ciascun partner, per cui insomma così ci regoliamo con le domande e le risposte. Filippo ci parla del progetto Life Master Adapt, dedicato a individuare, verificare e diffondere strumenti di governance multilivello per sostenere enti regionali e locali nel processo di integrazione dell'adattamento nella pianificazione settoriale. Filippo, ti chiederei quali sono i principali strumenti che come Master Adapt avete messo a disposizione della pubblica amministrazione nella pianificazione dell'adattamento. Grazie Mattia. Allora, mi scuserò con tutti gli ascoltatori se sarò molto telegrafico, però il tempo a questo tipo di risposta. Il progetto Master Adapt nasce dalla necessità di integrare l'esistente, ovvero la strumentazione vigente a diversi livelli amministrativi, quindi quello regionale, quello metropolitano / provinciale a seconda dei contesti, e quello locale e sovralocale, perché la specificità del progetto era cercare di fornire anche un approccio di aggregazione fra municipalità locali, di strumenti che potessero orientarli sia dal punto di vista dell'analisi vulnerabilità, quindi partiamo da un livello molto macro, quindi per tutti e 3 i livelli, quindi come analizzare la vulnerabilità di un territorio a livello regionale, a livello metropolitano e a livello comunale e sovracomunale, quindi questo è il primo degli strumenti e comunque delle metodologie / linee guida che sono state costruite, e spostando l'attenzione da questo livello più conoscitivo territoriale a quello di una volta conosciuti i problemi, capire come questi problemi potessero essere affrontati in un'ottica di processo, cioè quindi capire in che modo poter orientare la strumentazione vigente, e in questo caso mi riferisco a tutte le tipologie di strumentaria, come per esempio potevano essere i PAES con o senza C, come è stato precedentemente segnalato, e soprattutto la strumentazione cogente, obiettivo principale, su quali settori, quali approcci, quali criticità nei costruzione dovevano essere inserire il tema dell'adattamento all'interno di questo tipo di strumenti. Quindi ci sono delle linee guida specifiche di livello regionale sull'identificazione degli obiettivi e le principali macro strategie, e di livello metropolitano e locale su come, proprio a livello di processo, intercettare il livello più operativo per inserire le questioni dell'adattamento in ottica sia di portfolio di azioni, sia proprio anche riconoscimento di quali
pezzetti e passaggi strategici poter inserire l'adattamento. Grazie. Il progetto ha sperimentato la propria metodologia in alcuni casi. Posso chiederti di specificarne uno a titolo di esempio? Allora, il progetto aveva, come ho detto prima, 3 livelli di scala. Quello regionale, che ha visto coinvolta la regione Sardegna e la regione Lombardia, il livello metropolitano, che ha visto coinvolte la città metropolitana di Sassari, la città metropolitana di Venezia e la rete metropolitana, che è una forma aggregativa molto peculiare della città di Sassari, e 3 diverse aggregazioni comunali, quella dell'Unione di Comuni del Nord Salento, l'Unione dei Comuni del Seveso e un raggruppamento di comuni della parte del Veneto orientale. In particolare su tutte e 3 questi livelli è stato sperimentato, come ho detto prima, a forme differenti un affondo propositivo. Cito solo 2 esempi lampanti e credo di rilievo che possono essere interessanti, che a questo progetto è stato possibile redigere la strategia regionale di adattamento per la regione Sardegna, che all'inizio del progetto non esisteva, quindi grazie alle metodologie e al supporto tecnico del progetto è stato possibile chiudere questa fondamentale per una regione come quella che abbiamo visto per esempio quest'estate, dover gestire una quantità di impatto climatico legato agli incendi e alla gestione del calore rilevante, se non anche quella dell'impatto idrico-idraulico con le alluvioni più recenti, e i casi più di dettaglio come può essere per esempio il comune di San Donà di Piave nel Veneto orientale, che ha grazie al progetto redatto uno strumento ovviamente volontario, però che è il C, in cui l'adattamento è stato la linea proprio di demarcazione fra quello che era la gestione più verso un'energia sostenibile, in questo caso sull'adattamento climatico, proprio sulla spinta del lavoro fatto di accompagnamento del progetto. Grazie. Quali sono secondo te le principali sfide e le principali opportunità nella governance multilivello della pianificazione dell'adattamento? Allora, sicuramente proprio il concetto di multilivello, cioè come portare in forma coerente gli indirizzi che arrivano dal livello non dico nazionale perché ancora non esiste in forma ufficiale un piano, quindi con degli indirizzi chiari, ma anche solo da un livello regionale a farlo atterrare a un livello locale, quindi coerenza trasversale fra i livelli, prima questione. La seconda cosa è una condivisione di conoscenze che in molti casi sono ancora frammentate, ma di cui le nostre pubbliche amministrazioni sono ampiamente dotate. Vi faccio l'esempio delle città metropolitane. Le città metropolitane sono in grado di fornire un grande supporto conoscitivo ai comuni e alle amministrazioni locali, ove queste non arrivano con le loro risorse endogene o con le loro disponibilità di risorse umane e di tempo. Quindi anche questo rinforzo di connessione fra dove non arriva un livello amministrativo può supportarlo un altro in una logica integrata, per cui soprattutto in ottica di adattamento il limite amministrativo ormai non è più sufficiente per poter fronteggiare un problema che esula dal puro confine amministrativo comunale. Quindi motivo per cui questa innovazione secondo noi risiede proprio qui, cercare di collegare i puntini che vanno dal regionale al locale, sia in ottica di processi, di strumenti coerenti, ma soprattutto di conoscenze che supportano l'azione locale. Grazie mille, grazie Filippo e grazie anche per essere rimasto nei tempi. Prima di passare ai progetti Urban Proof e City Adapt Free, mi chiedono da Padova di avvisare il pubblico che qualora avesse domande possono farle nella chat di YouTube e poi provvederemo noi a rivolgerle ai nostri oratori all'interno della parte dedicata alle domande e risposte al termine di questo slot di presentazioni. Detto ciò, invito Susanna Ferrari del Comune di Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno Susanna, che ci presenterà 2 progetti, il progetto LIFE Urban Proof dedicato all'applicazione di modelli climatici regionali e tecniche di downscaling per la valutazione
del cambiamento climatico attuale e previsto a scala regionale e locale, e il progetto Life City Adapt Free, se l'ho pronunciato nella maniera corretta, grazie, dedicato a sviluppare schemi di cooperazione pubblico-privato tra aziende e autorità locali attraverso l'integrazione dell'adattamento al cambiamento climatico sui temi della responsabilità sociale di impresa. Allora, in cosa consiste la procedura di downscaling per la valutazione del cambiamento climatico a scala locale che avete sperimentato con il progetto? Allora, diciamo, questa domanda riguarda il progetto Urban Proof, che è un LIFE che è appena terminato. Un LIFE è stato molto lungo, ha raccolto in 5 anni di progetto una marea di dati, prima di tutto dei dati climatici a livello locale delle città partner, che hanno permesso di valutare quella che è la nostra variabilità climatica osservata dal 1960 ad oggi, quindi avere un lasso di tempo molto ampio, e di fare poi le proiezioni al 2100 di come cambierà il clima, non in generale ma a Reggio Emilia. L'altro aspetto rilevante è che è stato attraverso un volo aerofotogrammetico sono stati rilevati tutta una serie di dati fisici del territorio che, associati ai dei dati sociali, hanno permesso, grazie anche poi alla collaborazione con lo IUAV, che era partner del progetto, il nostro partner scientifico italiano, a fare delle valutazioni di dettaglio di vulnerabilità e impatti, soprattutto rispetto alle ondate di calore estive, che è uno dei rischi climatici maggiori, su delle celle, diciamo, di territori esagonali di 120 metri di lato, quindi già molto di dettaglio. Il progetto poi Urban Proof aveva l'ambizione di mettere tutto questo in un toolkit e di riuscire a aiutare i comuni a fare la propria pianificazione, quindi le proprie scelte di misure, e attraverso poi un'analisi multicriterio. Nel toolkit c'è anche la possibilità di andare a simulare su delle celle di 500 metri di lato l'applicazione di alcune misure e vedere un po' quelle che sono le influenze di impatto. Tutto questo comunque ha consentito, Urban Proof è stato un progetto importante per il Comune di Reggio, ha consentito di redigere una strategia di adattamento locale fuori dal PAESC, cioè noi l'abbiamo fatta per il Mayor's Adapt, perché avevamo aderito al Mayor's Adapt, quindi un documento di 200 pagine che fa sintesi di una gran quantità di roba e che non è solo una strategia, ma ha tante indicazioni attuative su soprattutto l'area del centro storico e dell'area industriale, diciamo metro per metro, secondo noi, le misure adattative che dovrebbero essere indirizzate, quindi in qualche modo prepari il piano di adattamento. Grazie mille. A proposito di questo, vorrei chiederti quali sono le misure di adattamento green and soft selezionate dal Comune di Reggio, almeno alcune particolarmente significative da te, per te da condividere, selezionate nell'ambito del progetto Urban Proof? Allora, noi sulla strategia abbiamo posto molto la necessità di lavorare non con, sì, con delle misure pilota, però per poter avere un effetto ampio bisogna lavorare sui regolamenti, sulla pianificazione. Quindi abbiamo lavorato molto con le colleghe che stanno facendo il nuovo PUG, e quindi per includere i cambiamenti climatici e nelle problematiche da affrontare. Ma abbiamo anche posto l'esigenza di mettere questi temi dentro il regolamento del verde, ma dentro il bicic plan, cioè le piste ciclabili devono essere ombreggiate se andiamo verso degli scenari di un certo tipo. Quindi lavorare sulla pianificazione. Dal punto di vista delle misure green, la nostra strategia punta a trasformare Reggio in una città dove il verde entra dalle campagne, esce dai parchi ed entra dentro il tessuto urbano, le città, e quindi diciamo l'idea è di fare non tanto grandi azioni complesse, ma una miriade di microazioni diffuse sul territorio per introdurre il verde laddove si può insinuarlo il più possibile nel tessuto già esistente. Cioè crediamo molto nelle piccole cose molto diffuse. E su questo stiamo ragionando anche con i partner di City Adapt Free e le aziende. Benissimo, approfitto di questo, del fatto che nomini City Adapt Free per farti una domanda rispetto anche a questo progetto molto interessante e che attraverso forse la collaborazione tra questi due LIFE vi ha permesso di connettere questioni spesso trattate diversamente. Quali sono i modelli di
cooperazione 3P che City Adapt 3 ha utilizzato per pianificare l'adattamento nella collaborazione con l'impresa? Diciamo che City Adapt 3 è un progetto in avvio, quindi ci stiamo lavorando su questo. Per me è interessantissimo perché lavorare con le imprese è difficile, ma è la vera sfida. Le pubbliche amministrazioni devono coinvolgere le imprese e lo stiamo facendo non battendo cassa e basta, con delle sponsorizzazioni, ma attraverso dei gruppi di lavoro che difficilmente stiamo costituendo con una serie di imprese, più una ventina di imprese del territorio, cerchiamo di fare capire che la loro responsabilità sociale di impresa deve anche pensare al problema degli adattamenti ai cambiamenti climatici, che è sottovalutato dalle imprese, assolutamente sottovalutato. Quindi facciamo formazione, discutiamo con loro, dovremo arrivare a coprogettare delle azioni insieme in partnership. Poi abbiamo fatto già un modello di accordo, che in questo caso è un di accordo con le imprese, in cui le imprese si impegnano anche a inserire nei propri documenti di responsabilità sociale di impresa al cambiamento climatico, di fare dello scambio di informazioni con le altre imprese e di cofinanziare come una donazione liberale. In questo caso abbiamo scelto questa formula, anche piccole cose, e stiamo ragionando con loro. Ci sono tante imprese diverse, dalla grande impresa meccanica al ristorantino del centro storico, però l'idea è di dire facciamo tante cose anche piccole, diffuse, e introduciamo nelle imprese questo concetto, perché l'adattamento non è un tema, secondo me, per loro finora considerato, e invece è importante. Grazie mille, grazie davvero. Passiamo adesso alla provincia di Treviso e inviterei a raggiungermi Paolo Barnaba. Buongiorno a tutti. Buongiorno, ciao Paolo. Con Paolo parleremo del progetto Interreg Intensify. Il progetto Interreg Intensify ci permette di considerare una terza questione, oltre a quelle di cui abbiamo parlato finora, cioè da una parte il ruolo dell'amministrazione, dall'altra abbiamo appena visto il ruolo che può avere l'impresa. E il progetto Interreg, correggimi se sbaglio Paolo, ha lavorato sullo sviluppo di piattaforme sociali e di meccanismi per il coinvolgimento di comunità nella riduzione delle emissioni di carbonio in tutti i settori e per l'attrazione di investimento privato. Ti chiederei di descriverci brevemente come sono state coinvolte le comunità locali e in cosa consistono le digital social platform che avete messo a punto all'interno di questo progetto. Sì, attraverso la partecipazione al progetto Interreg, la provincia di Treviso ha puntato a coinvolgere due entità, possiamo così definirle, e le comunità locali che gravitano intorno ad esse, ovvero le scuole e i comuni del territorio della provincia di Treviso. E quindi questi due soggetti, scuole e comuni, sono stati coinvolti anzitutto come stakeholder del progetto, quindi sono stati individuati e selezionati in base anche a un loro diretto interesse, e sono stati coinvolti in una serie di incontri locali con gli stakeholder che sono svolti prevalentemente presso la sede della nostra provincia. Sono stati poi coinvolti in una serie di eventi tematici previsti dal progetto sia qui in Italia che all'estero presso altri partner, eventi tematici dedicati proprio ai temi del coinvolgimento dei cittadini in azioni per la riduzione della CO2 e risparmio energetico. E poi sono stati coinvolti in una serie di visite studio presso gli altri partner, in cui siamo andati a vedere le buone pratiche messe a disposizione dei vari partner. Questo in una fase iniziale del progetto. Successivamente gli stakeholder sono stati coinvolti nella scrittura e poi verranno coinvolti nell'implementazione di un piano di azione regionale, che nell'Interreg Europe è proprio il focus di questi progetti. Nel nostro caso il piano di azione regionale si articola in due azioni che coinvolgono proprio questi soggetti a cui facevo riferimento. Da un lato un'azione coinvolge le scuole, dall'altro una seconda azione i comuni. Per quanto riguarda le scuole, la provincia di Treviso gestisce la manutenzione e l'energia di più di 100 edifici scolastici
attraverso un contratto di prestazione energetica integrato che quest'anno è arrivato alla sua quarta edizione, si chiama Global Service 4. Uno degli elementi di questo contratto di prestazione energetica, è proprio per cui abbiamo chiamato integrato, è la componente comportamentale, la componente umana, che cerchiamo di valorizzare soprattutto attraverso un'iniziativa che si chiama Green Schools Competition, che viene tenuta annualmente dalla provincia, per cui tutte le scuole che sono interessate possono partecipare a questa competizione, viene pubblicato annualmente il bando con il regolamento e sostanzialmente chi aderisce, le scuole che aderiscono devono costituire degli energy team, in cui ci sono sia insegnanti che studenti che lavorano insieme, presentare delle azioni per il risparmio energetico, la riduzione della CO2, azioni concrete da fare nei loro istituti scolastici e queste azioni vengono poi misurate, i risultati di queste azioni, grazie al sistema di smart meter di cui sono dotati tutti gli istituti della provincia di Treviso. Quindi noi possiamo misurare effettivamente i consumi, vedere se queste azioni messe in campo dagli energy team delle scuole hanno prodotto dei risultati e poi un panel di esperti premia le scuole che hanno ottenuto i risultati migliori. Si tratta di un sistema che da diversi anni stiamo sperimentando, che costituisce una delle azioni per questo nostro piano d'azione appunto regionale dell'Intensify e che ha dato e continua a dare buonissimi risultati in termini di coinvolgimento della comunità locale, non solo perché c'è un concreto impegno degli studenti e anche degli utenti degli edifici scolastici in generale nel progettare e mettere in campo delle azioni per il risparmio energetico, ma poi c'è anche l'effetto sensibilizzazione degli utenti degli edifici scolastici, che si crea quindi una cultura del risparmio energetico, dell'efficienza energetica, e poi c'è anche l'effetto emulazione, perché questi comportamenti vengono poi anche messi in pratica in altri contesti che non sono solo quello scolastico, ma anche quello familiare. Quindi questo il Green Schools Competition, che è uno degli elementi con cui noi come provincia puntiamo a coinvolgere la comunità locale, poi ci sono altri elementi come i progetti europei, di cui Intensify è un esempio, danno veramente dei buoni risultati in termini di coinvolgimento della comunità locale. La seconda azione invece è rivolta ai comuni, e qui rispondo anche alla domanda sulle piattaforme digitali sociali, in quanto la nostra azione consiste nel creare una piattaforma digitale per misurare i consumi energetici in un campione di edifici pubblici comunali che sono stati individuati tra gli stakeholder del progetto. Sostanzialmente si tratta di una sorta di catasto energetico in cui andremo a misurare i consumi di questi edifici pilota e anche in questo caso diciamo, il coinvolgimento della comunità locale avverrà su più livelli, perché da un lato ci sarà il coinvolgimento ovviamente dei tecnici dei comuni che andranno a inserire i dati in questa piattaforma, ma poi sarà possibile anche per gli altri dipendenti pubblici che lavorano negli edifici pilota effettivamente constatare i consumi di questi edifici, quindi in qualche modo verranno sensibilizzati perché il software sarà visibile, attraverso il software sarà possibile vedere i consumi anche da parte degli altri impiegati e utenti degli edifici, e poi la piattaforma verrà collegata ad un portale in cui saranno presenti anche altri elementi come ad esempio dei riferimenti al patto di sindaci, ai progetti europei, alla Green Schools Competition di cui parlavo prima, e sarà accessibile anche dai cittadini, i quali potranno quindi da un lato vedere i consumi di questi edifici, dall'altro essere sensibilizzati rispetto a questi temi del risparmio energetico. E contiamo sul fatto che questa piattaforma potrà dare dei risultati positivi in termini di coinvolgimento appunto degli utenti degli edifici pubblici,
ma poi anche in termini di definire la priorità degli interventi da fare negli edifici, poter individuare quali sono i margini di miglioramento per l'efficienza energetica, e poi appunto sensibilizzazione delle comunità locali coinvolte. Grazie mille. Avrei altre due domande. La prima riguardo il Green Schools Competition. Ci sono stati degli elementi di criticità o delle difficoltà che avete dovuto affrontare e che vi hanno permesso di rendervi conto di alcuni aspetti che nella ripetizione di un progetto simile bisognerebbe tenere conto, qualcosa di cui, se vogliamo prendere esempio del vostro progetto, possiamo dover tener conto per evitare delle difficoltà? Sì, sicuramente, ovviamente è un progetto complesso, quindi le criticità sono presenti. È un progetto che ha avuto varie edizioni e quindi negli anni è andato perfezionandosi. Diciamo, come criticità, uno degli aspetti è per esempio che non sempre queste azioni portano i risultati sperati, quindi alle volte, andando poi concretamente a misurare l'effettivo risparmio energetico della CO2, alle volte si è visto che non c'è stato questo risparmio, e questo può generare, diciamo così, degli effetti psicologici anche negativi rispetto a chi magari si è impegnato per delle azioni che poi non hanno dato i risultati sperati. Però dobbiamo dire che comunque abbiamo notato che il fatto stesso di impegnarsi in qualcosa, anche se poi magari non dà i risultati sperati, genera comunque un entusiasmo e diciamo indirettamente comunque si ottiene quella sensibilizzazione che è uno degli scopi principali di questo progetto. Grazie mille. E un'ultima domanda. Rispetto al coinvolgimento dei cittadini invece nel lavoro che farete con i comuni, avete ipotizzato qualche strategia di divulgazione, di diffusione per far avere ai cittadini contezza del lavoro che state facendo, per invogliarli ad accedere al dato, oppure state ipotizzando degli strumenti di questo tipo? Sì, come dicevo, una delle idee è quella di collegare la nostra piattaforma ad un portale che un po' raccolga tutte le iniziative della provincia in termini di efficienza energetica. Infatti, diciamo, uno dei punti, se vogliamo, di forza, qui rientra anche l'Intensify nelle politiche per l'efficienza energetica della provincia, è quella di cercare di mettere in campo una strategia articolata che punta al risparmio energetico piuttosto che fare delle iniziative spot. Quindi una strategia articolata in cui Green Schools, Intensify, il patto dei sindaci sono tutti degli elementi che vanno verso l'obiettivo finale dell'efficienza energetica. E tutto questo, l'approccio che noi cerchiamo di utilizzare per coinvolgere e diffondere i risultati ai cittadini è un approccio molto basato sul Living Lab. Infatti la provincia è anche parte della rete europea di Living Lab, l'ENOL, quindi da un lato c'è l'impegno a coinvolgere una sorta di laboratorio sperimentale di utenti e i gestori. Il Green Schools è proprio un esempio di Living Lab, per esempio, ma anche l'Intensify, perché in quegli eventi tematici in cui abbiamo coinvolto gli stakeholder abbiamo ad esempio fatto qui proprio a Treviso un Lego Lab, e quindi con i Lego abbiamo stimolato la partecipazione degli stakeholder e degli altri partner del progetto nell'ideare
strategie per l'efficienza energetica. Tutto questo poi cerchiamo di comunicarlo attraverso i canali istituzionali e attraverso questi anche eventi che organizziamo, come appunto gli eventi tematici. Sì, diciamo, ci sono poi i siti istituzionali, sia di progetto che della provincia, in cui cerchiamo di diffondere le iniziative che portiamo avanti. Ecco. Grazie mille. Chiederei adesso, grazie mille per la partecipazione Paolo, chiederei adesso a Fabio Cestonaro del Comune di Vicenza di intervenire per parlare, ciao Fabio. Buongiorno Mattia, buongiorno a tutti. Per parlare del progetto Epicuro. Il progetto Epicuro attua strategie di resilienza urbana attraverso lo sviluppo di partenariati multiattore e, a differenza dei progetti precedenti, introduce un rapporto con il sistema di protezione civile di cui finora non abbiamo parlato, e la partecipazione e il coinvolgimento della cittadinanza in rapporto anche alle questioni di protezione civile. Per prima cosa vorrei chiederti quali sono gli strumenti sperimentati da Epicuro e che possono essere a disposizione dei comuni per ridurre gli impatti da eventi estremi. Allora, Epicuro ha sperimentato varie tipologie di strumenti. Preciso che il partenariato è un partenariato sia pubblico che privato, che ha visto e coinvolto partner tecnici e municipalità che partono da Riga in Lettonia fino ad arrivare addirittura a una città esterna alla comunità europea come Skopje, quindi realtà diversissime. Realtà magari che da un punto di vista di partecipazione, condivisione e conoscenza sono più avanti rispetto ad altre, ma gli strumenti che sono stati utilizzati erano specifici e condivisi in maniera tale da ottenere, cercare di raggiungere il massimo per ogni partner. Il tutto, ripeto, con la collaborazione e il supporto dei partner tecnici. Faccio un esempio, partendo da Weil, che è una delle città partner che fa parte delle 100 città della Rockefeller Foundation, ha sviluppato un prodotto da un punto di vista online, Weil Online, che è una piattaforma che è stata distribuita e comunque a disposizione di tutte le scuole per incrementare o aumentare la conoscenza, che era uno proprio degli obiettivi del progetto, a livello di quelle fasce degli studenti, dai più piccoli ai più grandi, che potevano ottenere informazioni sui cambiamenti climatici, sulle modalità di adattamento, ma anche di mitigazione, non solo attraverso applicazioni, attraverso video conoscitivi, informativi, anche poi con l'aiuto proprio di questa piattaforma, il provare a vedere se e capire e testare la loro conoscenza attraverso giochi, rebus e altro. Quindi partendo da una piattaforma di questo genere si è passati addirittura, per quanto riguarda Skopje, nella Repubblica di Macedonia, ad interventi di sperimentazione all'aperto e collettiva aperti a tutti, per dimostrare che la differenza, ad esempio, di pavimentazione e di copertura, si parlava prima di ombreggiamento delle piste ciclabili, ha un effetto positivo. Quindi la partecipazione di tutta la cittadinanza all'aperto di condivisione di queste sperimentazioni, dove si vedeva che addirittura una pavimentazione di un certo tipo riduce di 15-20 gradi anche la differenza di temperatura nelle stesse identiche condizioni, e quindi questi sono degli strumenti. Oppure, come proposto Alba Iulia in Romania, uno strumento di realizzazione di un'applicazione in costante aggiornamento per tutti quelli che possono scaricarla attraverso un cellulare, di conoscenza delle situazioni di traffico, problematiche legate alle condizioni meteorologiche, eventuali interruzioni delle infrastrutture elettrica, idrica e anche stradale, derivanti o meno da situazioni legate ai cambiamenti climatici. Oppure un'altra situazione è quella di Riga, che ha un grosso problema di rischio di alluvione, soprattutto nel periodo primaverile con gli sgeli, e l'adozione di misure che magari per noi sono già più conosciute e più diffuse, però comunque per loro non ancora sviluppate, da
il posizionamento di paline per verificare costantemente l'incremento, l'aumento del livello idrico del fiume, fino alla realizzazione di strade o comunque di infrastrutture a servizio dei mezzi di soccorso o punti di informazione ai cittadini, fino ad arrivare all'esperienza del Comune di Vicenza, che abbiamo acquistato un software per la valutazione e la raccolta di dati sia dei servizi che delle infrastrutture, e questo software ha messo in relazione tutte quelle che sono le attività esistenti, la fitta interconnessione dai servizi di trasporto pubblico locale a quelli di trasporto nazionale che passano attraverso la città, alle reti di distribuzione energetica, idrica, non solo, e di tutte le attività che insistono, e come si diceva prima, le città sono una piccola superficie rispetto alla superficie totale della Terra, ma ricche di strutture e anche molto energivore. E noi, simulando due grosse problematiche che sono sia l'alluvione che le ondate di calore, abbiamo con questo software dimostrato che l'anello debole di tutta questa struttura è la distribuzione di energia elettrica, perché o un'alluvione o, ricordando un po' quello che è successo anche nel 2003, in caso di eventi di ondate di calore notevoli, la rete che soffre di più e che a cascata crea delle conseguenze su tutta la città e non solo, è proprio ad esempio la rete di distribuzione elettrica. Grazie mille. Cosa sono stati nel vostro progetto e che ruolo hanno avuto i team strategici che avete costituito? Beh, i team strategici sono stati una grande risorsa. Io parlo in particolare per Vicenza, ma grazie anche agli incontri proprio di progetto, eccetera, abbiamo visto che sono stati dei gruppi di lavoro cresciuti in maniera ognuno diversa in base anche alla differente municipalità, alla differente realtà locale. Sono stati dei momenti di scambio e di visione reciproca in un unico gruppo di regia. La nostra esperienza è stata quella di coinvolgere il settore ambiente del Comune di Vicenza, ma anche il settore urbanistica e il settore che gestisce la protezione civile. Però è lo sguardo di persone che lavorano in maniera specifica all'interno di un ente pubblico che gestisce il territorio. Nel nostro gruppo abbiamo ad esempio coinvolto anche la protezione civile, gli operatori, non solo da un punto di vista di gestione all'interno del nostro servizio, ma delle persone che, sto pensando ad esempio nel 2010, erano sul territorio con i piedi in mezzo al fango a dare una mano ai cittadini, a portare i sacchi, a gestire tutta quella rete di supporto alla cittadinanza durante un evento così drammatico come l'alluvione, e non solo per quanto riguarda l'alluvione. Inoltre il nostro team, quello di Vicenza, abbiamo anche coinvolto un'associazione ambientalista che non solo si adopera per la tutela ambientale a 360 gradi, ma anche propone momenti di sviluppo e anche di diffusione di cultura, e per noi è stato utile perché è stato uno scambio reciproco di informazioni da un ente che deve proporre iniziative, quelle del patto di sindaci o determinate regole, ma abbiamo anche raccolto informazioni da parte dei cittadini attraverso questi componenti del team. Quindi il ruolo del team è stato fondamentale per avere la conoscenza precisa di quello che è il territorio e avere anche strumenti per far capire meglio il territorio il nostro lavoro. Grazie mille. E invece dal punto di vista internazionale, che valore aggiunto ha apportato la realizzazione della rete di disaster management come quello che avete realizzato per il progetto Epicuro? Da un punto di vista internazionale direi che la nostra esperienza, quando parlo di nostra esperienza parlo dell'esperienza di tutti i partner del progetto, è stato la condivisione di conoscenza, come diceva prima il dottor Magni, che era la cosa fondamentale. Noi siamo partiti, grazie a gruppi di lavoro, come si diceva prima, a sviluppare
local training, coinvolgendo tutti gli stakeholder, ma a livello internazionale siamo riusciti con incontri e sviluppo di metodologie comuni ottenere e scambiare la conoscenza anche di altre realtà molto lontane. Il progetto ha visto e ha coinvolto dall'Università di Cipro fino alla Lettonia, la Danimarca, addirittura un'associazione di ente privato della Gran Bretagna che è la TCPA, che sviluppa politiche da un punto di vista sia urbano che rurale, di pianificazione, e quindi abbiamo avuto la possibilità di conoscere, di fare rete che continua e che noi abbiamo portato anche come esperienza per creare quello che abbiamo creato come partner di Veneto DAP nella nostra realtà successiva. Quindi lo scambio di informazioni e di conoscenza che è avvenuto durante l'International Training continua e ci ha arricchito in questo. Grazie mille. Grazie mille Fabio. Chiedo per ARPA Emilia Romagna a Carlo Cacciamani e eventualmente a Andrea Valentini, sono presenti entrambi, di raggiungerci per parlare del progetto AdriaClim. Il progetto AdriaClim si occupa di potenziare la cooperazione sui sistemi di monitoraggio, in particolare Italia-Croazia, è un Interreg Italia-Croazia, con l'obiettivo di incrementare la copertura geografica degli strumenti di osservazione e di sviluppare modelli integrati per migliorare la capacità di modellazione del rischio climatico. Se non sbaglio, magari Carlo poi mi correggerai o raffinerai quello che ho detto. La prima domanda che ti farei, che vi farei è: quali sono gli strumenti innovativi che avete individuato per valutare gli effetti dei cambiamenti climatici, in particolare nelle aree costiere? Intanto grazie di questo invito, e come già hai anticipato con me c'è il collega Andrea Valentini, che è il responsabile di questo Integrate Project, che ha appunto, come dicevi tu, il tema, il focus sul rischio diciamo climatico in area costiera, perché come è noto il problema non è soltanto sulla terra, chiaramente sulle aree montuose, ma è un problema degli impatti del cambiamento climatico, è molto molto forte anche per quanto riguarda le aree marine e le zone costiere. Quindi è una vera e propria sfida che deve essere, come dire, affrontata attraverso idonee misure di adattamento. Venendo alla domanda specifica, quali sono gli strumenti innovativi, sicuramente più che sul territorio, sulla terraferma, in area costiera c'è una necessità di rafforzare il sistema di monitoraggio, perché chiaramente ci sono dei gap, c'è una carenza, bisogna assolutamente colmare lacune osservative che sono assolutamente evidenti, e questa attività poi chiaramente nell'ambito di un progetto poi dovrà essere affrontata anche magari anche a livello nazionale, perché questo chiaramente debba condurre a un processo di auspicabilmente di miglioramento, di rafforzamento dell'intera rete di osservazione della costa meteomarina. L'altro aspetto è chiaramente che dal momento che gli impatti dei cambiamenti climatici, come è già stato rimarcato dagli altri interventi, hanno sicuramente sul rischio idrogeologico, abbiamo un aumento degli eventi intensi, abbiamo un aumento degli eventi intensi e rapidi, aggiungo, che se sulla terraferma producono impatti dal punto di vista di una crescita delle cosiddette, ad esempio, flash flood, di queste alluvioni lampo, a causa dei fenomeni precipitanti molto, molto violenti e molto rapidi, analogamente, o se vogliamo dirla così, sul mare presenta un maggior rischio, ad esempio, di mareggiate per eventi come dire meteomarini, indotti chiaramente da fenomeni meteorologici che potrebbero essere più frequenti. Quindi va da sé che c'è un'assoluta necessità di migliorare i sistemi previsionali che possono oggi come oggi migliorarsi attraverso l'integrazione di una modellistica, chiamiamola
meteorologica che sia accoppiata e integrata e soprattutto ad alta risoluzione, che comprenda sia l'atmosfera, che comprenda sia la parte marina, che contenga anche gli aspetti biogeochimici e che permetta sostanzialmente di fare un adeguato downscaling di quelle che sono non solo le condizioni meteorologiche ma anche le condizioni meteo marine portate fino alla scala spaziale delle coste. Quindi abbiamo una necessità di migliorare proprio tecnicamente, di migliorare anche la scienza che c'è talvolta dietro, che c'è sempre dietro questa modellazione, e renderla operativa e renderla veramente utile alla scala in cui poi operano gli stakeholder locali, i sindaci per esempio, ma la stessa protezione civile in ambito locale e così via. Questo chiaramente si porta dietro e questo spiega perché c'è la necessità di un progetto integrato che vede come attori più di 19 partner, di cui ci sono enti di ricerca, ci sono le regioni che devono sviluppare i loro piani di adattamento per i cambiamenti climatici e stanno già, come abbiamo sentito anche dagli altri interventi, già operando in questo settore in maniera molto molto valida. L'intervento è stato detto dei sindaci che già sono avanti dal punto di vista dell'individuazione e in certi casi, in molti casi, anche dell'attuazione di piani di adattamento. Ecco, nello specifico della fascia costiera qui ci sarà un'attenzione particolare anche per un aspetto che personalmente a me sta anche molto a cuore, avendo anche lavorato in protezione civile per un certo numero di anni, che è quello del coinvolgimento dei piani dei cittadini e degli stakeholder nella perfetta assimilazione dei piani di protezione civile, che sono i documenti fondamentali per la messa in sicurezza, ad esempio nel tempo reale, i cittadini, cioè i cittadini che devono essere formati, devono avere una cultura del rischio che oggi purtroppo non sempre possiedono, che sia in grado di metterli nelle condizioni anche di autoproteggersi, perché non è possibile che ci siano sempre comunque delle autorità che vanno a salvare ogni cittadino che si possa mettere in condizioni di rischio. I cittadini devono essere in grado di prima di tutto conoscere quali sono le condizioni di rischio, e nella fattispecie qui si parla di rischio meteo marino, ma devono anche sapere cosa fare. Quindi c'è un'attività di formazione, c'è un'attività di comunicazione attraverso diversi strumenti, tecnologie, quindi seminari, coinvolgimento in vario modo che la scienza della comunicazione oggi ormai ci aiuta moltissimo e dialoga moltissimo con gli operatori tecnici proprio per individuare quali sono le modalità ottimali per poter ad esempio trasferire un'allerta, in questo caso meteo marina, nella maniera più corretta ai cittadini, affinché non si perda nei meandri dei vari siti web, ma non abbia un impatto reale su quelle che sono poi le azioni che devono essere svolte sia a livello delle autorità ma anche a livello dei singoli cittadini, delle singole comunità. Quindi c'è proprio una attività di adattamento ai cambiamenti climatici di tipo non strutturale, se la vogliamo chiamare, perché è così che oggi va declinato questo tipo di attività di riduzione del rischio costiero, alla luce del fatto che i fenomeni e l'hazard indotto dai cambiamenti climatici sta crescendo e impatta su territori vulnerabili e purtroppo è un dato di fatto anche molto molto esposti a rischio, perché ci abitano le persone in area costiera durante i periodi magari estivi, ci sono anche un sacco di turisti e così via. Quindi questo è più o meno un altro strumento. Quindi chiaramente sarà la necessità di costruire una piattaforma che permetta di condividere tutte queste informazioni, ma che sia anche user friendly, nel senso che sia facilmente
usabile anche da chi non ha necessariamente un'approfondita competenza, conoscenza tecnico-scientifica. Quindi bisognerà individuare degli indicatori idonei e una modalità di trasferimento dell'informazione che sia compresa anche dal cittadino che non è necessariamente un esperto di rischio costiero, ma che invece subisce quelle che sono gli impatti. Quindi individuazione e ottimizzazione degli indicatori utili e resa di questi indicatori attraverso una piattaforma che sia condivisa e interoperabile e che sia connessa con quelle che sono già le piattaforme, ad esempio, che operano a livello regionale o anche a scala ancora più piccola, anche magari a livello comunale, perché non possiamo costruire infinito repliche di piattaforme informative, ma dobbiamo stare molto attenti a integrarle tra di loro in modo tale che al cittadino non arrivino, ad esempio, informazioni difformi sulla stessa informazione, perché altrimenti può crescere solo la confusione. Cioè l'informazione deve essere data molto bene, bisogna stare molto attenti e quindi bisogna essere molto fasati gli uni con gli altri perché questo avvenga. Questa è più o meno, credo, la risposta. Non so, Andrea, se vuoi aggiungere tu qualcosa anche di più specifico relativo agli strumenti che si pensa di utilizzare, oppure non so, si può passare a un'altra domanda. No, lascio a Mattia, sicuramente hai dato una panoramica esaustiva che riguardava un po' tutti gli aspetti che c'erano richiesti all'interno, quindi opereremo comunque su 11 siti pilota che comprendono tutte le regioni che si affacciano all'Adriatico, le regioni italiane e croate, e nelle quali proprio verranno sviluppate o strategie o piani di adattamento e verranno messi in campo tutti gli strumenti che Carlo ha elencato giustamente. Grazie mille, grazie anche per la ampiezza della risposta che ci ha aiutato a farci un quadro preciso. Altrettanto potrebbe essere significativo svolgere indagini in maniera simile su altri territori. Secondo voi è possibile replicare un progetto di questo tipo rispetto ad altri ambiti territoriali altrettanto potenzialmente colpiti da eventi estremi prevedibili con pochissimo preavviso? Penso ad esempio all'ambiente montano o a situazioni simili. Allora, non solo è possibile, ma è addirittura obbligatorio, mi verrebbe da dire, e quindi ben più che auspicabile. Un po' già questo, bisogna dire, esiste, perché c'è già una fiorente progettazione anche che opera su altri ambiti. Direi che dal punto di vista ormai delle attività progettuali sul tema degli impatti dei cambiamenti climatici sulle misure di adattamento c'è molto, no? Tutto sommato anche stamattina abbiamo sentito quanto ricca già sia questa cosa. Sul fatto di fare un progetto integrato che come dire, contempli anche altre aree e quindi anche altre tematiche da approfondire, assolutamente fondamentale, perché dobbiamo, ecco, una cosa è importante però, dobbiamo fare sempre attenzione a ragionare in un'ottica integrata, dove per integrazione si intende non solo un'integrazione di strumenti modellistici, ma anche integrazione proprio di, come dire, di regioni magari contigue che hanno tematiche assolutamente analoga e che devono sviluppare possibilmente in maniera sinergica certe attività, altrimenti diventa un problema poi anche presentarsi, mi verrebbe da dire, anche in un contesto europeo, con un paese che mostri tante sfaccettature, tante modalità diverse, no? Per affrontare sostanzialmente problemi analoghi. E qui, se mi permettete, vorrei anche dare anche la notizia che dovrebbe essere ormai operativa l'Agenzia Italia Meteo, che come sapete dovrà anche intervenire nelle materie della meteorologia, della climatologia e dello stato del mare, e avrà anche poi proprio il compito di costruire dei rapporti di collaborazione forte con le strutture cosiddetti enti meteo in senso un po' limitante, ma alcune dei quali per esempio sono presenti anche oggi, questa mattina. Quindi abbiamo bisogno anche di una struttura di governance concreta
nazionale che senza assolutamente andare a minare o a limitare quelle che sono le assolute necessità che operano a scala territoriale, però che si curi di fare in modo che ci sia un minimo di omogeneità, cioè che non che una regione attaccata a un'altra si definisca degli indicatori che vanno a sbattere con gli indicatori che si è costruita una regione vicina. Questo ci tengo a sottolinearlo, perché anche nei rapporti che poi avremo con l'Unione Europea, questo credo che possa essere un valore positivo da tener conto. Si può fare, si deve fare, ci sono altri strumenti che devono essere messi a disposizione, perché per esempio là dove qui abbiamo bisogno di mettere a sistema la modellistica meteo con quella meteo marina financo arrivare alla fascia costiera, è evidente che invece sulla terra dovremo mettere assieme per esempio modelli meteorologici con modelli idrologici idraulici, con modelli idrogeologici per la valutazione degli impatti sulla scala locale, per esempio dei fenomeni franosi, cioè di tutti quei fenomeni che procurano danno, che in qualche maniera possono chiaramente essere considerati meteo indotti. E lì c'è molto da lavorare, perché ad esempio sulla scala locale c'è da valutare l'impatto dei fenomeni meteo molto piccola scala, che però sono quelli che in questi giorni ad esempio ci stanno dando i problemi maggiori. Cioè, dico un paradosso: se come dire, la piena del fiume Po è una cosa assolutamente fondamentale da saper gestire, adesso mi verrebbe quasi da dire che la preoccupazione è forse un pochino più su di tanti bacini idrologici, idraulici piccoli, che però vanno in piena con velocità con tempi rapidissimi, con grande velocità, che oggi invece quelli proprio non siamo proprio capaci di gestirli bene. Quindi, come dire, c'è un mondo di attività da svolgere, quindi ben venga se si svilupperanno delle progettazioni integrate nei vari programmi. Lì si tratterà di capire dove e come, dove magari potranno partecipare auspicabilmente anche strutture nazionali, oltre che alla presenza delle regioni e degli istituti di ricerca, delle agenzie per l'ambiente e così via. Grazie mille Carlo e Andrea. Allora, prima di passare a Margherita Breil del Centro Mediterraneo per i cambiamenti climatici, vi ricordo che attraverso le chat dei social da cui state seguendo la conferenza è possibile fare domande. Prima nominavo YouTube, altrettanto si può fare dalla chat o dal video di Facebook, inserendo commenti che poi leggeremo in diretta per porgere ulteriori domande agli oratori che abbiamo avuto in questa sessione. Grazie Margherita per essere con noi. Ci senti, Margherita? Sì, stavo cercando di fare lo switch da una piattaforma all'altra. Ok, perfetto. Assieme parleremo del progetto Interreg AdriAdapt, dedicato allo sviluppo di nuovi modelli di analisi, gestione e monitoraggio dei dati sul cambiamento climatico, con l'obiettivo in particolare della costruzione e sviluppo di linee guida per le autorità locali per la realizzazione di azioni di mitigazione in risposta al cambiamento climatico, in particolare delle aree costiere lungo l'Adriatico. La prima cosa che ti chiederei è in cosa consiste il tool realizzato dal progetto per la redazione dei piani locali di adattamento. Allora, quello che abbiamo sviluppato ed è visibile sulla piattaforma realizzata del progetto, che si chiama adriadapt.eu, e tra l'altro ed è uno dei tool, ma forse è quello a cui ti riferisci, è quel Integrated Support Tool che snocciola il processo di pianificazione per l'adattamento e il monitoraggio dell'adattamento in singoli passi e cerca di dare delle informazioni molto facili da capire,
e inoltre dare le indicazioni dove cercare più aiuto e maggiore dettaglio di informazioni, ma avere una porta di entrata con una soglia molto bassa. Questa ha informato anche tutto il progetto, perché noi siamo partiti sin dall'inizio, abbiamo fatto un lavoro immane da avere praticamente tutta l'informazione. C'è un po' di cose non tradotte ancora, partendo dall'inglese come lingua di comunicazione all'interno tra i project partner. Abbiamo poi tradotto tutto in italiano e in croato, cioè questa piattaforma funziona praticamente in 3 lingue. Questo perché ci siamo accorti che sia in Italia ma anche in Croazia, forse ancora di più, chi deve occuparsi di adattamento locale sono comuni molto molto piccoli, con molta poca competenza e molta poca capacità di occuparsene, e anche delle conoscenze linguistiche un po' limitate. Per questo l'accesso alla piattaforma Climate Adapt, che è stata citata prima, e anche il Urban Adaptation Support Tool che viene sviluppato là, sono stata coinvolta in prima persona nello sviluppo dello strumento, è un po' fuori portata per molti, e abbiamo cercato di portare questa informazione più vicino allo spazio dell'Adriatico settentrionale, oppure penso che sia valido per tutte le fasce adriatiche, sia sul punto di vista linguistico ma anche sul punto di vista delle informazioni stesse, perché se abbiamo presentato casi studio o opzioni di adattamento stati molto vicino a quello che sono le effettive necessità e possibilità, perché se io vedo un rain garden o un tetto verde in Olanda, anche da Sindaco a Šibenik o a Spalato, mi faccio 2 pensieri: se veramente riesco a mantenere questo tetto durante tutta l'estate, se non piove per 4 mesi, e se a questo punto forse non mi rende i problemi maggiori che non con un'altra tecnologia. Comunque i tetti verdi li abbiamo tra le opzioni di adattamento proposte, però abbiamo cercato di essere molto vicini anche con gli esempi, perché questo è un altro fattore molto importante. Molto spesso c'è un atteggiamento, io da straniera lo percepisco molto da parte dell'Italia ma anche della Croazia, a dire in Nord Europa tutto questo è possibile ma da noi no. Perciò anche questo era stata una spinta nostra, di cercare il più possibile esempi che sono stati realizzati in zona, per dire guardate è possibile, no? Questo di spingere e fare creare una conoscenza del rischio effettivo che c'è e della possibilità di agire. Questo è stato forse la cosa che ci ha spinto di più a lavorare insieme. Abbiamo lavorato sia per il settore urbano che anche per il settore costiero. Avevamo come partner PAPRAC, Action Center dell'UNO, UNESCO, a Spalato, che si occupa soprattutto di adattamento costiero, e tra i prodotti del progetto sono sia 2 SECAP terrestri, nel senso uno di un'unione di comuni e uno di una città di Udine, che un action plan adottato l'altro ieri, ma oggi scade il periodo di rendicontazione per il progetto, perciò siamo giusti in tempo, un action plan di una provincia in Croazia che ha guardato il rischio costiero senza avere modelli di circolazione oceanografica a portata di mano, ma semplicemente guardando quali sono le infrastrutture lungo le coste che mi creano un rischio, perché io so che c'è se un versamento in seguito a un evento di flash flood, per esempio, e questa cosa mi danneggia il mare, e il mare è la mia risorsa sia per la pesca ma soprattutto per il turismo. Grazie mille. Hai parlato di esempi, sono molto d'accordo nella necessità di poi calare nel dettaglio,
E a proposito di questo ti chiederei, so che il progetto AdriAdapt ha realizzato un catalogo di azioni di adattamento con effetti di mitigazione. Ci potresti dare qualche esempio di alcune di queste azioni? Abbiamo parlato molto di azioni verdi, nel senso anche in una situazione con un più alto rischio di siccità avere maggiore azioni verdi, e tra l'altro questo illustrando come si possono creare corridoi verdi all'interno di centri urbani anche usando poco spazio, senza creare ex novo grandi spazi verdi che sono sempre un po' più difficili da implementare, e per la gestione sia delle temperature estive che dell'acqua e delle precipitazioni intense. Grazie mille. Grazie Margareta. Allora, passerei alla fase di domande e risposte, per cui chiederei di raggiungermi a Giovanni Vicentini e a Daniela Luise, che so avere alcune domande per i nostri ospiti, e darei la parola prima a Daniela. Eccomi. Sì, io ascoltando gli interventi ho fatto alcune riflessioni e mi piacerebbe capire, ad esempio, abbiamo visto, scusa, che i progetti sono diversi. Alcuni hanno agito più a livello comunale, altri più a livello generale. Abbiamo visto anche appunto dei progetti che agiscono su aree costiere. Altri hanno lavorato più a livello di diffusione, quindi alle scuole, coinvolgimento delle scuole, quindi dei ragazzi, dei cittadini. Ma la mia, insomma, una delle domande che mi sono sorte è capire, ad esempio, come hanno radicato poi questi progetti. Quindi se il progetto tipo Reggio Emilia ha lavorato nel territorio, ma anche all'aspetto organizzativo nell'ambito del comune, capire poi come ha radicato, se si è creato ad esempio un gruppo di lavoro interno, che rimane nel tempo, però che ha la funzione di coordinare e fare in modo che l'adattamento diventi un tema trasversale, piuttosto che nelle scuole se si continua a parlare di adattamento e come. Vorrei capire, considerato che stiamo usando molte risorse pubbliche, vorrei capire poi cosa resta di questi progetti. E capire anche come se ne fa tesoro e come abbiamo capito che possiamo noi di altre città riuscire a trovare i materiali prodotti e quindi magari replicare o usarli per adattarli anche nel nostro territorio. Ma cosa hanno prodotto invece a livello locale? I cambiamenti che hanno determinato e quelli che hanno veramente radicato. Questo mi interesserebbe capirlo. Non so chi voglia rispondere, magari fateci un segno. Ecco, ma volevo dire qualcosa, visto che mi hai tirato in ballo. Io credo che Urban Proof e anche CityAdapt abbiano, sento, scusate, molto rumore sottofondo, comunque abbiano lasciato un segno positivo soprattutto nei colleghi interni del comune, non in tutti, ma in alcuni. Abbiamo lavorato con l'urbanistica,
l'urbanistica l'abbiamo un po' contaminata, diciamo. È vero che la legge regionale per i PUG già prevedeva che i temi dei cambiamenti climatici fossero inseriti, però lavorando proprio, creando anche delle sinergie umane, oltre che lavorative con alcuni di questi, sicuramente c'è stata una forte sensibilizzazione, si sono appassionati al tema e l'hanno un po' fatto proprio, o almeno hanno cercato di portarlo dal basso verso l'alto nelle scelte politiche. Ugualmente un po' con qualche tecnico dei lavori pubblici. Tante volte la mia impressione è che manchiamo di formazione, cioè siamo tutti presi a fare un sacco di lavoro, a volte gli stessi tecnici dei lavori pubblici non ci pensano semplicemente che magari possono mettere in una piazza un tipo di albero che fa più ombra, più attento rispetto ad altre cose. Quindi questo ragionare proprio operativamente con alcuni di loro ha portato alcuni frutti, che quindi vengono dal basso verso l'alto. Dopodiché credo che sarà molto importante, anche se ci sarà finanziato dal bando Mite, un corso di formazione per tecnici interni fatto insieme ad ANCI, perché dobbiamo, cioè i tecnici del comune non hanno formazione da un sacco di tempo, ma non uno o due, tutti. Cioè devono essere formati tutti, si deve parlare di queste cose tutti. Poi per poter seminare in modo un po' più dettagliato. Questo secondo me forse è il valore aggiunto più grosso rispetto anche agli stakeholder. City-Adapt lavorerà molto sulle aziende, quindi ci sarà necessità di creare degli alleati, vero, in alcune aziende che poi dissemineranno loro a loro volta sul territorio. Sono fiduciosa, chiaro che lo sforzo è molto, molto intenso, molto faticoso e la politica dovrebbe forse aiutare un pochino di più, forse ci vorrebbe anche una formazione, una sensibilizzazione oltre le parole maggiore anche per gli amministratori, i direttori generali e quant'altro. Grazie. Grazie mille Susanna. Margheretta? Proprio su questo problema, soprattutto con uno dei nostri partner che è un po' più grande, un po' più complesso, nel senso che si tratta di un'unione dei comuni, quella della Val del Savio, questo tema della contaminazione attraverso i diversi ripartizioni del comune stesso e la collaborazione tra i singoli tecnici dei piccoli comuni che sono a monte di Cesena è stato uno dei argomenti su cui abbiamo lavorato tantissimo ed ha iniziato un processo che ci dicono va avanti. Cioè, il progetto è concluso da 3 mesi ormai. Però mi dicono che si va avanti, che si continua a lavorare su questo problema. Quello della formazione, noi ci stiamo riflettendo anche in un altro punto e siamo stati confermati da quello che in un'altra direzione, questo ce l'ha confermato stamattina la collega dell'Unione Europea, che è quello di un livello intermedio che riesca a aiutare, essere sufficientemente vicino ai comuni per fornire assistenza e di instaurare delle istituzioni o disegnare delle istituzioni che possono fare questa azione. La formazione, tra l'altro, esiste anche a livello italiano. Sogesit ha fatto un corso, una serie di corsi proprio in questa direzione che indicava il collega Bergomi negli anni scorsi, forse indirizzata più a comuni maggiori, non a comuni di medie dimensioni come siamo qua. Grazie mille. Se non ci sono altri contributi su questa domanda... Volevo aggiungere io una cosa. Grazie. Riguardo, prego. Poi, esatto, magari fatemi segnale così so chiedere la parola. Paolo. Grazie. Per quanto riguarda il discorso di radicare, i progetti poi come radicano dopo che si conclude il finanziamento, nel nostro caso, parlando dell'esperienza con le scuole, la sfida con le scuole è proprio quella di dare continuità a questo genere di iniziative, perché i ragazzi ovviamente vanno avanti con le classi, poi passano ad altri contesti, che all'università, che al lavoro, quindi
chi magari era anche coinvolto poi se ne va alla fine dalla scuola. E quindi abbiamo visto che importante è dare continuamente stimoli, riproporre iniziative, conta molto trovare anche dei referenti, soprattutto gli insegnanti, che abbiano la sensibilità per queste tematiche, che quindi facciano sponda e quindi poi riescano a coinvolgere i ragazzi. E poi una volta che si crea questo meccanismo, che ci sono gli stimoli, i referenti adeguati, la sfida è proprio quella di riuscire a dare continuità. Nel nostro caso, con l'esperienza Green Schools, che ormai va avanti da diverse edizioni, ci stiamo riuscendo. Per quello che riguarda invece i comuni, sempre parlo dell'esperienza Intensify, questa piattaforma è una novità, quindi speriamo, adesso ancora non è stata creata ma a breve lo sarà, che poi abbia successo e che quindi una volta terminato il progetto, continui coi suoi piedi e che anzi si allarghi anche ad altri comuni, oltre a quelli pilota che parteciperanno a questo esperimento iniziale. D'altra parte è un po' la natura dei progetti europei di fare dei test, degli esperimenti e far sì che poi se hanno successo diventino radicati appunto e diventino lo standard. Grazie. Grazie mille. Filippo? Sì, anche io, come è stato già detto da chi esattamente mi ha preceduto sul fatto della difficoltà o comunque della incertezza del radicamento di un progetto una volta chiuso il finanziamento, è sempre molto aleatorio, cioè non c'è mai una certezza. Ogni progetto prevede un afterlife, come viene definito in forma tecnica, in cui prevede cosa si farà dopo che il progetto è terminato. Nel nostro caso, quindi quello di Master Adapt, diciamo che forse è stato un caso fortuito, perché quando abbiamo scritto il progetto e nel mentre che l'abbiamo attuato, determinate dinamiche politiche iniziate sono state portate avanti quasi in contemporanea. Prima ho fatto riferimento alla strategia regionale che grazie ad alcuni input del progetto, ma non dopo che il progetto è finito, quasi parallelamente a che il progetto andava avanti, è riuscito a sviluppare tutta la documentazione, tutti i materiali per chiuderlo quasi all'interno della vita del progetto. Questa buona pratica, mettiamola così, è stata poi anche portata avanti all'interno di iniziative da tutte eventi di formazione di Cremo PA, per esempio, o citata come caso studio anche sia in conferenza Stato-Regioni che in altre situazioni di livello politico tra il nazionale e il regionale, come pratica virtuosa. Quindi sicuramente questo lo possiamo mettere come un esempio di buona pratica di radicamento del processo. E un'altra cosa invece che credo che sia importante, e qui lo dico rimettendomi la casacca che riguarda l'Università UAV come partner tecnico, questo progetto, che è stato forse uno dei primi progetti live che abbiamo sviluppato come gruppo di ricerca, ha dato un po' ha iniziato a costruire un puzzle che hanno preso in mano tanti altri progetti che stiamo continuando a portare avanti, tra cui Veneto Adapt, tra cui Adria Clim, tra cui Adria Adapt. Cioè è stato forse l'inizio di un percorso che in ottica di contaminazione positiva ha permesso al gruppo di lavoro interno a questo tipo di ente di supporto tecnico a progetti europei di creare una base da cui partire, dove ogni altro progetto ha poi preso spunto per aggiungere un pezzetto in più, fare un passaggio ulteriore. Quindi oggi noi qua ci troviamo a parlare di un progetto Veneto Adapt che parte, ha detto, di eredità di quello che è stato Master Adapt, quindi credo che sia quasi un effetto spillover più che un effetto di radicamento. Quindi oppure anche il progetto Urban Proof, alcune conoscenze sono arrivate da Master Adapt, le abbiamo provate a portare dentro Urban Proof, soprattutto per i prodotti e i toolkit che sono stati costruiti all'interno. Quindi è anche il bello vedere come i progetti fra di loro dialogano e si autoalimentano per creare un effetto moltiplicatore. Concordo completamente con questa cosa che dicevi, Filippo, ed è di particolare pregio, secondo me, il rapporto che c'è tra i progetti che sono presenti. Tutti i progetti presenti oggi hanno una relazione ad albero in questo
in questo senso ed è molto, molto utile, molto interessante poi vedere come queste ramificazioni costruiscono una base su cui poggiarsi per provare a salire. Margareta? Sì, con questo non vorrei però ricordassimo sul fatto che la creazione di un ecosistema di progetti che spingono all'adattamento sia quello che ci risolve la situazione. Piuttosto a noi a AdriAdapt l'autorità di gestione del programma ha imposto un target, un output. Noi eravamo obbligati, non lo volevamo, ci siamo anche rifiutati inizialmente di farlo, di produrre, per così dire, con i nostri partner locali 2 piani di adattamento, che alla fine fossimo riusciti a averne addirittura 3, siamo estremamente felici, però questo è l'inizio di un nuovo processo e per quello rispondo a Daniela. Il Comune di Udine ha approvato anche in Consiglio Comunale il piano nei giorni scorsi e nello stesso momento ha cominciato a chiedere finanziamento per implementare le prime misure che sono state previste per cambiare i regolamenti. Perciò questo piano sta mettendo in moto un processo che speriamo vada avanti all'interno del comune, che non è una cosa che ha a se stesso e per questo anche è un obiettivo in sé, però è l'inizio di un nuovo processo e per questo ovviamente essendo un piano SECAP è inserito nei meccanismi del Covenant of Mayors, perciò anche obbligato a un certo spinto anche a fare un monitoraggio e questo anche per non essere mandati via di fare qualcosa, perciò abbiamo un po' di spinte da tante parti e non possono secondo me solo essere i progetti finanziati dall'Unione Europea. Devo aggiungere una cosa perché sto facendo adesso pubblicità per la nostra piattaforma, stiamo cercando qualcuno che la voglia prendere in eredità, nel senso che siamo sicuri di mantenerla per 5 anni, il nostro partner Paprac lo farà, però se ci fosse un altro progetto che avesse voglia di andare avanti, ampliare la piattaforma di strumenti o altro, noi saremmo più che felici se questa fosse l'opzione per tenerla in vita ancora più lungo. Grazie mille. Passo la parola adesso a Giovanni, so che aveva una domanda anche lui. Sì, no, più di una, ma guarda, inizio con la prima, tornando un po' a un livello di governance, era molto focalizzata sull'intervento di Filippo, ma poi ovviamente può essere estesa a tutti gli altri se hanno qualcosa da dire su questo. Abbiamo parlato di PAESC, no, come un ulteriore strumento di pianificazione che viene adottato dalle città, più di recente attuazione. E questo PAESC si inserisce all'interno di strategie di governo del territorio che prevedono già di piani e regolamenti, diciamo, consolidati da lungo tempo. Qual è secondo te il corretto posizionamento di un PAESC per un comune rispetto a tutti gli altri piani e regolamenti? Che ruolo può avere e che tipo di ricadute può avere sia all'interno dell'amministrazione sia all'esterno, quindi nel modo di relazionarsi dell'amministrazione con i cittadini e con tutti gli stakeholder privati? Allora, la questione dei PAESC è molto delicata perché sicuramente uno strumento a cui innegabilmente non si può dare un grande valore anche solo per aver spostato nel tempo, perché il Covenant of Mayors e quindi tutta l'iniziativa del Patto dei Sindaci dal 2008 ad oggi ha spostato in maniera importante l'asticella dello sguardo verso un determinato settore che prima era un po' ancora non così al centro dell'attenzione di chi si occupa di governo del territorio, e quindi sicuramente un grandissimo merito. E fra le luci e le ombre di questo tipo di strumento, che prima era molto focalizzata prettamente alla mitigazione e oggi ha spostato il suo focus anche sulla questione dell'adattamento, è il fatto appunto di come la volontarietà di questo tipo di strumenti in alcuni casi è più una, come si dice, uno
strumento che pone il C in bella vista, dicendo stiamo ragionando su questo, però oggettivamente non ci sentiamo obbligati a farlo. C'è un po' un libro delle grandi idee su cui l'efficacia e l'efficienza di questi strumenti poi è difficilmente verificabile. Dall'altra va detto che fatto 100 che il percorso virtuoso, l'amministrazione competente e la volontà politica tecnica segue quello che dice il piano d'azione per l'energia sostenibile, perché il clima, perché è costruito in sinergia con l'amministrazione e con gli stakeholder del territorio, perché ricordiamoci che il PAESC sicuramente ragiona su un'ottica prettamente pubblica, perché è dell'amministrazione pubblica e quindi deve contare su quello che è il patrimonio a disposizione del pubblico, però dovrebbe avere una fortissima capacità di coinvolgere l'ente privato e la cittadinanza, quindi parte integrante di questi strumenti deve essere costruita per coinvolgere, per far conoscere, per aumentare la possibilità della cittadinanza, che è quella che oggettivamente sia in termini di emissioni, sia in termini di vulnerabilità climatica, pesa maggiormente sul carico delle amministrazioni pubbliche. Senza questa componente, questa strumentazione fondamentalmente è abbastanza, non dico inutile, ma non riesce a raggiungere lo scopo per cui è stata costruita. Chiudo dicendo che questo tipo di strumento tipologicamente deve avere anche una forte sinergia, perché essendo non vincolante in quanto la strumentazione è vigente in ottica di cogenza, ovvero che tante delle proposte fatte all'interno dello strumento PAESC o sono coerenti con quello che è previsto anche dalla strumentazione cogente, oppure in molti casi sarà molto difficile trovare le risorse, riuscire a mettere in ottica programmatica la priorità su quello che viene proposto, proprio perché le amministrazioni oggi si trovano a dover fare molte scelte ed ovviamente le scelte sono anche basate su quello che è tempo, risorsa e soprattutto disponibilità economica. Grazie. Giovanni, avevi altre domande? Guarda, non vorrei fare domande troppo precise e focalizzate sui vari interventi, ma avevo poi una curiosità invece per il dottor Cacciamani e Valentini, legato quindi ad Ederclim. Noi, diciamo, nel nostro progetto Veneto Adapt avevamo due grandi focus per quanto riguarda, diciamo, gli impatti degli eventi estremi, le ondate di calore e poi tutto il tema del rischio idraulico. Sulle ondate di calore, questo è un tema, diciamo, a noi molto caro un po' a tutte le città italiane, poi se andiamo al sud Italia probabilmente ancora più accentuato, ma probabilmente ancora gli strumenti da un punto di vista, diciamo, climatologico, anche di individuazione degli indici, non sono così chiari, no? e condivisi tra tutte le città. Dal vostro punto di vista, quindi dal punto di vista di un'ARPA regionale, quali sono gli indici, quali sono le modalità migliori per individuare questo tipo di criticità anche puntualmente all'interno di una città e come valutare anche l'efficacia di eventuali misure che le città poi andranno a implementare? Dunque, allora, relativamente al tema delle ondate di calore, come certamente saprai, come certamente saprete, esiste da diversi anni un sistema di early warning, per esempio, che viene realizzato sia a livello nazionale che anche da diverse municipalità, che con alcuni giorni di anticipo dalla possibile ondata di calore informa attraverso le piattaforme più diverse gli operatori sanitari, per esempio, di questo rischio calore. Operatori sanitari, parlo per esempio del caso di Bologna, che è una di queste città, operatori sanitari che poi hanno, come dire, la mappatura dei loro pazienti, come dire, a rischio, e possono intervenire attraverso gli operatori sociali anche proprio a livello capillare. Ricordo che per una persona mi ricordo da discussioni avute con epidemiologi, che una persona anziana talvolta si può salvare la vita semplicemente dandole da bere una mezza bottiglietta d'acqua minerale, che tipicamente le persone anziane in genere faticano a bere, no? E quindi hanno dei problemi di disidratazione che possono essere anche risolti con una banale
somministrazione di questo. Però perché questo avvenga ci vuole un meccanismo di mappatura chiaramente sociale forte e un sistema di early warning che si basi su delle metodologie tecnico-scientifiche, che si basano a loro volta su metodologie tecnico-scientifiche ben sviluppate. Quindi si tratta sono stati individuati degli indicatori che in questo caso per esempio sono i cosiddetti gli indicatori di disagio bioclimatico, che possono essere ad esempio l'indice di TOM o altri indicatori che sono ormai comparsi e di uso comune nella letteratura, che sono poi applicati chiaramente nella pratica operativa. Questo in genere avviene nel periodo che parte da maggio e dura fino alla fine di agosto, diciamo. Quindi per certi versi su quel fronte lì si sta dando già un po' una risposta e chiaramente va fatto di più e di nuovo lì c'è il tema del raffinamento delle tecniche di previsione, ma come ho sottolineato non si limita solo a questo aspetto, c'è tutto un coinvolgimento di diversi stakeholder che parlano anche linguaggi diversi. Ho parlato di operatore sanitario che non necessariamente è in grado subito di capire il significato di una previsione meteorologica, e allo stesso modo colui che fa la previsione meteorologica non ha poi percezione di come venga ben utilizzata da un'altra competenza che ne sa di sanità ma magari non ne sa di previsione meteorologica. Quindi per dire il processo è di nuovo uno di quei tipici processi dove è necessario mettere assieme competenze diverse per raggiungere un obiettivo. Mi sembra che questo possa essere un po' il leitmotiv di tante azioni di adattamento che devono vedere, a mio parere, intorno allo stesso tavolo diverse competenze, diversi operatori e diversi operatori. Quindi se lavoriamo a livello regionale potremmo pensare ai diversi assessorati che lavorano insieme perché le azioni di adattamento siano il più possibile win-win, cioè che non danneggino un settore a beneficio di un altro ma che danneggiano tutti e due. Ma la stessa cosa la potrei dire a livello comunale, così come la stessa cosa oserei dire dovrebbe essere fatta a livello nazionale. Quindi per esempio adesso so che presso il Ministero presso il MITE c'è in azione una commissione che dovrà rielaborare il piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, cercare di migliorarlo laddove possibile. Una delle cose che è venuta fuori da una discussione della commissione alla quale prendo parte è proprio stata quella, cioè la necessità che ci sia una governance possibile unitaria e che sia, come dire, trasversale rispetto ai vari operatori, che siano assessorati o dei comuni o assessorati delle regioni o addirittura ministeri se lavoriamo a livello nazionale. La stessa cosa vale, e lo stesso dicasi per gli operatori che operano nel settore privato, che si parlino tra di loro, perché non è possibile fare azioni di adattamento di tipo settoriale senza capire cosa succede nel settore vicino. Questo secondo me è una cosa che sottolineerei in generale. Quindi l'ondata di calore sicuramente è uno degli aspetti importanti. Cosa può fare le città? Le città hanno alcune, le abbiamo già sentiti, i piani di adattamento. Direi che il tema dell'ondata di calore è presente. Io riconosco abbastanza bene, perché ci abbiamo lavorato, il piano di adattamento del Comune di Bologna, che ha proprio due criticità, una è il rischio idraulico e una è proprio il rischio da ondate di calore, e quindi lì sono state definite tutta una serie di azioni a livello urbano che vanno da un maggior verde pubblico, una rivisitazione di alcuni spazi pubblici e così via. Questo chiaramente è un po' già in atto. Bisognerebbe che ci fosse un pochino, forse anche più di lo strato superiore, come dire, il livello superiore, faccia un po' anche di azione di coordinamento di tutte le azioni che ci sono, proprio per far sì che ci sia anche un'economia di sforzi, no? E non che magari ci sia il rischio di rifare spesso in diverse situazioni le stesse cose. Ecco. Orientare, come si dice talvolta, l'acqua calda. Ecco. Però sicuramente le onde di calore, mi verrebbe da dire che se la devo mettere in una vabbè, al di là del fatto che sono una delle cause
principali dei danni, però un pochino quella è presidiata, mi verrebbe da dire. Ritengo che siamo messi un pochino peggio sulla questione del rischio idraulico, per esempio, cioè nel senso che c'è molto da lavorare ancora per omogenizzare, per utilizzare gli strumenti più idonei, per avere i cittadini consapevoli e così via. Grazie mille. Aggiungo, scusate, solo una cosa, riportando al progetto AdriaClim, proprio questo per rafforzare anche quello che diceva Carlo, cioè la necessità di integrazione e di collaborazione tra conoscenze differenti. Proprio in AdriaClim abbiamo la fortuna anche di avere l'ASL Serenissima, ASTRA della Regione Veneto e l'ARPA Veneto, proprio che collaborano su queste tematiche sanitarie anche legate alle ondate di calore. E quindi proprio spaziamo sempre col focus della costa, ma con professionalità differenti che in qualche maniera contribuiscono a creare il valore poi anche di una conoscenza condivisa e di relazioni che si creano poi all'interno del progetto. Torno un attimo alle domande precedenti che non ero intervenuto, volendo specificare che comunque questi percorsi progettuali hanno il grosso valore di mettere in contatto proprio conoscenze diverse e uffici differenti che molto spesso non si conoscono e non parlano tra di loro, anche all'interno della stessa regione. Quindi anche il trovarsi per redigere un piano di adattamento su una zona magari ben precisa, ma dovendo tenere in considerazione tanti aspetti, da quello sanitario a quello sociale, a quello marino costiero, all'acquacultura e via dicendo, ovviamente impone di interagire e quindi innescare questi processi, scusate, virtuosi, questi processi assolutamente utili ed efficaci, poi che confido poi continueranno nel tempo. Quello che si riuscirà a capitalizzare oltre a questi processi, e per tornare anche un po' a quello che veniva detto da Filippo, di Margherita, cioè questo proliferare di sistemi, di prodotti, di piattaforme, ovviamente sarà la capacità poi di riuscirle a fare dialogare anche tra loro, se non fino a quando la comunità europea, l'Unione Europea, non deciderà di mantenere certi strumenti e di imporre in qualche maniera che lo sviluppo successivo di piattaforme si dovrà comunque appoggiare su un'infrastruttura già presente, perché altrimenti fino a quel momento saranno sempre un po' lasciate alla capacità della singola struttura, del singolo ente, la capacità e la volontà molto spesso di mantenerle attive e vive queste piattaforme, e non è sempre scontato e banale. Grazie mille, grazie dei contributi a entrambi. E io lascerei la parola a Daniela Luise per la chiusura della giornata, e nel farlo ringrazio tutte e tutti gli ospiti che sono intervenuti per questa giornata così ricca e così densa, e che ci permetterà di ampliare maggiormente il rapporto tra i tre soggetti che hanno partecipato a Veneto Adapta e agli altri progetti convenuti oggi. Grazie Mattia, intanto un ringraziamento appunto a Mattia che ha coordinato questa parte dell'incontro. E sì, io provo a fare un minimo di sintesi delle tante cose che sono uscite oggi. Alcune trasversali che magari è utile rimettere in fila così alla fine. Secondo me il tema della governance è emerso in maniera, ma della governance a livello proprio ampio sul tema dell'adattamento. Abbiamo ovviamente un problema sicuramente a livello nazionale. Esistono alcune cose ma poi non sono coordinate bene, quindi capire come collegare l'ambito nazionale, poi le attività a livello regionale, le regioni tra loro e considerato che l'ambito nazionale deve legiferare, le regioni a loro volta legiferano
o dovrebbero legiferare su questi temi e quindi dare degli input anche ad esempio agli strumenti, agli enti tecnici come le ARPA, ad esempio, che potrebbero essere utilissime per fornire supporto ai comuni in fase di pianificazione dell'adattamento, ma anche in fase di realizzazione delle attività e dei progetti di adattamento, ancora non è chiara. Quindi c'è un grosso tema da superare a livello italiano. Collegato a questo c'è il tema degli strumenti. Ho citato non a caso il tema delle ARPA. Noi con Veneto Adapt abbiamo iniziato un rapporto con ARPA Veneto. ARPA Veneto si è resa conto che poteva essere utilissima a livello territoriale a tutti i comuni, perché ha ovviamente competenze importanti e la possibilità di mettere a disposizione tutta una serie di dati che sono fondamentali per capire le ricadute a livello territoriale. E proprio grazie a questa prima richiesta che abbiamo fatto come progetto, poi sono nate a loro volta delle collaborazioni, dei protocolli d'intesa e anche una progettualità di ARPA Veneto a livello regionale. Questa, secondo noi, sono degli aspetti che andrebbero anche proprio gestiti a livello regionale e a livello nazionale per costruire questi tipi di ricadute. Poi c'è il tema delle risorse, che sono sia risorse umane che risorse finanziarie. Si è detto molto anche negli interventi dei vari relatori sul tema delle risorse umane, ma anche non solo viste come risorse di chi ci lavora, ma anche del tema delle competenze, che è fondamentale. Ad esempio Susanna citava il bando del Ministero della Transizione Ecologica, che è scaduto il 6 settembre e che dava la possibilità di accedere a risorse alle città con fino a 100.000 abitanti per progetti di adattamento nel proprio territorio. Sappiamo che alcune città non sono riuscite a presentare i progetti, da un lato in poco tempo, ma dall'altro proprio perché mancano le conoscenze, e quindi riuscire a calare un progetto operativo, per quanto pilota, non sono stati in grado di farlo. E dall'altra però vorrei dire che alcune risorse esistono già e sono quelle appunto messe a disposizione dei progetti, ma io citerei anche la piattaforma delle conoscenze gestita dal Ministero della Transizione Ecologica, che tra l'altro è stato presentato in un meeting una settimana fa e che potrebbe essere utile per mettere in rete anche appunto le competenze e gli strumenti elaborati dai vari progetti. Io credo appunto che dobbiamo lavorare ancora molto su questo, ma che potremmo anche fare pressione, magari mettendoci in rete, fare pressione quantomeno a livello nazionale per riuscire a magari, visto che arriveranno tante risorse, riuscire a fare in modo che i bandi non escano all'ultimo momento, riuscire a dare delle indicazioni magari sulle cose di cui abbiamo veramente bisogno, in modo che non ci siano perdite. Carlo prima citava, mi sembra che sia stato Carlo, sì, che il MIT sta lavorando, però lavora con le regioni e lavora con le città metropolitane. Noi sappiamo che in Italia la maggioranza dei comuni in realtà sono medio-piccoli
Quindi anche capire cosa si può fare, ad esempio il tema delle aggregazioni dei piccoli comuni. Sappiamo che l'adattamento, come l'inquinamento dell'aria, non si ferma ai confini comunali. Quindi anche riuscire a supportare anche questi piccoli enti che poi mancano di competenze interne e capacità anche di proprio vedere, capire come portare avanti questi temi e quindi superare anche l'aspetto dello slogan, no? Cambiamenti climatici, Agenda 2030, tutti lavorano sugli obiettivi dell'Agenda 2030, ma poi resta uno slogan se non si portano avanti realmente i progetti e le azioni trasversali nei vari magari piani obbligatori, come diceva Filippo prima. Quindi io credo appunto, magari riflettiamoci, risentiamoci e capiamo magari come insieme di progetti piuttosto che di enti di diverso livello, come poter fare pressione anche a livello nazionale, ovviamente anche come enti di ricerca. Io direi che oltre non andrei, vi ricordo che il prossimo appuntamento il 14 di ottobre con altri progetti, abbiamo invitato degli altri progetti per parlare di azioni, quindi per entrare più nel vivo, quindi usciamo un po' dalla programmazione, entriamo più nel vivo delle attività da portare avanti. Ringrazio tutti i relatori, veramente tutti, e grazie ai partecipanti. La registrazione di oggi sarà caricata sul canale YouTube, quindi disponibile anche a chi magari non ha avuto la possibilità di seguirci oggi. Ancora grazie e saluto tutti. Un saluto a tutti, grazie. Arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. A presto, Daniela. Arrivederci.